Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre saremo in diretta fino alle ore 10. Nella prima parte, per quanto concerne gli ospiti, cioè dalle 7:30 alle 9, avremo con noi i consiglieri comunali Pucci del PD e Cinque Palmi di Fratelli d'Italia, laddove nella seconda parte, per quanto concerne gli ospiti, dalle 9 alle 10, sarà con noi man of the hour per certi versi, l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi. Leggeremo insieme il Piccolo e il Corriere della Sera, vedremo alcuni servizi andati in onda ieri, ma come sempre conteremo anche sull'apporto dei telespettatori che potranno chiamare al numero che vedete in sovraimpressione e potranno inviare le loro mail a svegliatrieste@tele4.it. Il numero di telefono a cui intervenire, devo spostarmi perché non lo vedo e io non sono un avventizio a Sveglia Trieste, il numero di telefono è 040 977 8910, ripeto 040 977 8910. Allora, io direi intanto possiamo andare prima che sul Piccolo, facciamo un attimo il punto per quanto riguarda il meteo. Allora, fino a quest'oggi la depressione sul mar Mediterraneo farà fluire sul Friuli Venezia Giulia correnti mediamente miti e umide da sud-est in quota, più secche da est nei bassi strati. Domani anche in quota affluiranno correnti secche da est. Perciò oggi cielo nuvoloso in montagna, nuvolosità variabile su pianura e costa. Dal pomeriggio sarà possibile qualche debole pioggia sparsa o qualche locale rovescio, più probabile in montagna ma non escluso anche in pianura. Soffierà bora moderata in pianura e sulla costa, anche sostenuta sulle zone orientali e a Trieste. Domani, attenzione, prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile un po' più di variabilità sui monti e l'alta pianura e non è escluso qualche locale rovescio anche temporalesco. Soffierà bora o vento da nord moderato in pianura e sulla costa, bora anche sostenuta a Trieste, specie nella prima parte della giornata. Adesso invece possiamo andare a scorrere assieme la prima pagina del Piccolo. Per quanto riguarda la guerra, il G7 dà il via libera ai caccia F-16, Zelensky cerca nuovi alleati, crisi Varsila, il giallo dell'offerta IMR Industries, record di incassi al Teatro Rossetti, addii volontari al posto di lavoro crescono i pentiti e poi c'è anche un accenno a grado il subaffitto degli ombrelloni. Per quanto riguarda invece la prima pagina del Corriere della Sera, dunque vedete caccia F-16 a Kiev e addestramento, primo sì di Biden, diritti LGTB, il premier canadese critica, Meloni sorpresa. Comincia a essere un po' fastidioso, per dire la verità, questi leader stranieri che mettono bocca nel nostro paese, devo essere sincero. Trudeau sembra che siano anche delle prese di posizione fatte per distrarre magari la pubblica opinione del loro paese dai problemi che ci sono. Il premier Trudeau non è affatto gradito in patria. Macron, che adesso è tornato un po' sulle sue posizioni, Macron sappiamo che ha altri problemi da affrontare anche lui in Francia, però insomma sparare sul nostro paese comincia a essere abbastanza fastidioso, tant'è che per esempio anche Marco Travaglio, che certamente non è come dire, gentile, diciamo così, con il governo in carica, ha anche preso una posizione piuttosto dura, eccetera. Vabbè, allora c'è una fotonotizia che riguarda
la situazione in Emilia e soprattutto in Romagna. Allarme rosso, ritorna la pioggia. Questa immagine che vedete si riferisce al Ravennato. Berlusconi a casa dopo 45 giorni, penso alle europee. E poi c'è un'intervista allo scrittore francese Houellebecq, che dice: sull'Islam ho sbagliato, non è un pericolo, sono stato uno stupido, i musulmani non sono un pericolo. Lo scrittore francese dice: ora mi sento diverso. Contento lui. C'è poi anche la nota di Massimo Gramellini che stigmatizza quanto accaduto a Ferrara, credo 2 sere fa, quando il concerto di Bruce Springsteen si è tenuto nonostante quello che stava succedendo nel resto della regione. E c'è anche una piccola foto che non si vede benissimo, per dire la verità, ma comunque la sottolineiamo. È la foto di un pilota giapponese di Formula 1 che si chiama Yuki Tsunoda e che quando ha saputo che il Gran Premio di Imola era stato rinviato proprio per quello che è successo, è sceso in strada a rendersi utile e a spalare il fango. Dice Gramellini: Springsteen scriva una canzone su di lui dal titolo Tutta un'altra musica, insomma. Allora, vediamo di andare nelle pagine interne del Piccolo, che subito dopo la prima pagina appunto dedica molto spazio a quanto accaduto in Romagna. La Spoon River degli anziani. L'alluvione ha colpito i più fragili, soli, malati, bloccati a letto. Delle 14 vittime, 13 sono over 70. 2 coniugi sono morti vicine, mentre un uomo ha detto alla moglie: salvati almeno tu. In Romagna, scrive tra l'altro Romano Prodi, una tragedia che ci obbliga ad intervenire, paghiamo la nostra fragilità. Ancora pagine su quanto accade in quella regione, e quindi una pagina che ha un titolo solo: dissesto Italia, i danni subiti dall'Emilia Romagna per l'alluvione superano già ora il miliardo di euro, 3 i miliardi che erano stati stanziati per la prevenzione, ma cantieri aperti solo per 1,3 miliardi. E poi c'è anche l'immagine della Meloni che mostra ad alcuni grandi europei le immagini di quanto accaduto. Vediamo invece il Corriere della Sera. Anche qui: viaggio a bordo dell'elicottero dell'esercito usato per i soccorsi a ovest di Ravenna, tra Conselice e Lugo, la situazione peggiore. Anche qui abbiamo delle immagini abbastanza eloquenti: dall'Adriatico alle campagne solo acqua e fango. Proseguiamo. Macron pronti ad aiutare l'Italia. Martedì il Consiglio dei Ministri, la decisione di ARERA, il fascicolo per omicidio colposo e le cause del disastro. La Procura fa partire le indagini, stop a tasse, contributi e bollette. Le valvole di sfogo per i fiumi, in Romagna neanche una, il caso delle casse di espansione. Andiamo ancora. Bonaccini, il Presidente: siamo feriti ma ci rialzeremo, io ho cementificato una bufala. Il Governatore: noi primi contro il consumo di suolo, per gli eventi esterni serve un piano su scala nazionale. E qui invece ci sono immagini di volontari, in questo caso sono dei ragazzi che nella zona che a Cesena insomma danno una mano. E poi ancora qui, vediamo se riusciamo ad ingrandire. Una donna invia ex tiro a segno a Cesena, una delle zone più colpite. E poi c'è una mobilitazione
da intesa a Unicredit, contributi e raccolta di fondi. Andiamo ancora avanti, credo che non ci sia altro no, ancora. Massa Lombarda, la famiglia Maretti isolata da mercoledì a ieri sera, abbiamo resistito senza corrente e acqua, ci sentivamo abbandonati, i vicini ci portavano il cibo a nuoto. Ancora qui la corsa dei volontari per salvare gli animali. Insomma, proseguiamo. Nina, 16 anni, qui a Cesena ho fatto squadra con gli amici della pizzeria, non dovete chiamarmi Angelo, ho semplicemente dato una mano, 2 giorni interi a spalare, ho la febbre ma continuerò. E poi invece Laura Pausini elogia i genitori. E poi invece cambiamo argomento. Washington sblocca i caccia per l'Ucraina, Zelensky sarà ad Hiroshima, gli F-16 non arriveranno subito, serve addestramento. Zelensky appunto oggi in Giappone parlerà con i leader statunitensi. Dice Zelensky: accolgo con favore la storica decisione degli Stati Uniti e del presidente Biden di sostenere una coalizione internazionale di jet da combattimento. Questo, vabbè. Stoccata di Trudeau, eccola qua, Meloni sorpresa a fondo del leader canadese sui diritti LGTB, preoccupati dall'Italia, la replica irritata, noi coerenti, vogliamo tutti la fine di questa guerra, gli ucraini vogliono soprattutto la pace, ma ovviamente una pace giusta, questo dice la von der Leyen. Mosca ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina. Vorrebbe da dire, sai che paura. La Premier incontra Biden, nessuna pressione americana, allineati sul dossier asiatico. Questo per quanto riguarda il G7, che è appunto nella gran parte dedicato alla questione ucraina. Credo che Zelensky dovrebbe arrivare, mi pare sì, oggi o domani, vedremo se ci saranno delle novità in tal senso, le leggeremo. Andiamo invece adesso un po' su Trieste, cominciamo a vedere alcuni dei servizi che abbiamo trasmesso ieri. Il primo riguarda chiamiamolo il caso Merani, insomma. L'assassino dei 2 poliziotti è stato trasferito alla REMS di Calice, in provincia della Spezia. L'avvocato Bevilacqua aggiusta il tiro: non preferiamo quella di Trieste, basta che sia una struttura in cui lo curino. Vediamo allora il servizio. Sapere solo la vostra posizione, siccome aveva detto a noi preferiremmo che si spostasse più vicino a Trieste. No, vedi, allora è stato travisato. Noi non preferiamo che lui venga trasferito. La nostra soddisfazione è che Meran sia stato trasferito in una REMS dove potrà essere curato. A prescindere poi da quelle che saranno le disposizioni ministeriali a questo punto sul trasferimento suo in una REMS provvisoria piuttosto che definitiva, la cosa più importante per noi è che lui sia in una REMS. L'avvocato Alice Bevilacqua aggiusta il tiro sulle dichiarazioni rese alle agenzie di stampa nella giornata di ieri su una possibile richiesta di spostamento in una REMS vicino a Trieste di Alejandro Augusto Stefan Meran, dopo la sua assegnazione alla struttura di Calice al Cornoviglio in provincia di La Spezia. Struttura quest'ultima che, oltre a un sistema di videosorveglianza e anti-intrusione interno ed esterno, gode di un servizio di vigilanza sulle 24 ore e dell'attuazione di un collegamento d'emergenza fra la centrale operativa del servizio di vigilanza interno alla REMS e il 112, dunque in grado di ospitare pazienti psichiatrici come il dominicano che uccise gli agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta nella questura di Trieste, venendo poi ritenuto incapace di intendere e di volere sia nel processo di primo grado che in appello. Situazione completamente diversa rispetto alle 3 REMS presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, una dislocata a Maniago, una a Udine e una ad Aurisina, tutte di piccole dimensioni e prive di sistemi di sorveglianza e contenimento paragonabile a struttura spezzina. Peraltro va aggiunto che se la motivazione di una potenziale richiesta di trasferimento fosse stata legata alla vicinanza con la famiglia, va rilevato che la madre del dominicano non risiede più a Trieste ma si è trasferita a Belluno, mentre solo il fratello sarebbe rimasto a lavorare nella Venezia Giulia.
Allora, altro tema di cui ci siamo occupati nei giorni, in questi giorni è il tema della Varsila. Sul tema c'è un comunicato della diocesi, scrive il vescovo Trevisi: la Chiesa di Trieste segue con apprensione la situazione della Varsila. Siamo a fianco dei lavoratori e delle loro famiglie e di tutti coloro che si stanno impegnando a cercare una soluzione che non comprometta la dignità dei lavoratori e posti di lavoro. Dispiace che da tempo ci si trovi in una situazione di stallo con proposte che sono inadeguate e generano amarezza, sfiducia e apprensione. Non abbiamo proposte, non ci competono, sproniamo tutti a non arrendersi di fronte alla complessità della situazione. A nome di tutta la comunità cristiana esprimo solidarietà a tutti i lavoratori e a coloro che con impegno stanno cercando di rilanciare il sito industriale della Varsila. Trieste ha bisogno di imprenditori e di aziende che con lungimiranza sappiano investire per dare futuro e speranza a tante famiglie e alla città intera. Chiedo a tutti i credenti di unirsi in preghiera perché, guidati da Dio, ci si lasci trovare pronti ad abbandonare le logiche individualistiche per promuovere l'autentico bene comune universale che ha nel lavoro dignitoso il fondamento e la prima espressione di corresponsabilità. Domenica in ogni parrocchia ci sia un ricordo nella preghiera per i lavoratori della Varsila. Questo scrive il vescovo. Intanto sentiamo quello che l'assessore al lavoro Rosolén ha dichiarato sulle trattative. Si tratta di un intervento dell'assessore Rosolén nella puntata di Ring di giovedì sera. Credo ci sia molta tattica, molta poca strategia, e credo che Varsila sia assolutamente inadempiente in un percorso sul quale, e lo dico perché credo sia importante dirlo, abbiamo già dato credito oltre il dovuto, e nonostante quanto accaduto il 14 luglio dell'anno scorso. Non ci sono e non sono arrivate risposte, è improvvisamente mancato uno dei grandi soggetti che sembrava volessero investire sul territorio, non è stato presentato alcun piano di reindustrializzazione, non sono state rispettate le tempistiche, non è stata rispettato l'input col quale avevamo sottoscritto l'accordo di salvaguardia sia della filiera, ma della filiera a cominciare dal personale e da tutte le aziende dell'indotto. Non è stata data una prospettiva di approvazione di un piano industriale che preveda in qualche modo l'assunzione di queste persone. Io credo che non sia credibile che un sito strategico come quello di Varsila non abbia ricevuto proposte idonee per l'acquisto da parte di un altro soggetto, eccetto che di due soggetti. Una è una start-up che propone di investire qualcosa come 11 milioni di euro, e un'altra è una grande società che propone di venire a fare su questo territorio delle attività investendo 20 milioni di euro, entrambe con una prospettiva di rioccupazione spalmata sui 3 anni, bassa. Allora, sentiamo adesso anche quello che ci ha detto Antonio Rodà della UIL. Sarà un lunedì di protesta, quello all'orizzonte, per i dipendenti di Varsila. Sciopero di 4 ore e assemblea davanti ai cancelli per gli operai, dopo un tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy che ha visto sparire Christophe dalle aziende interessate, l'unico soggetto che sembrava poter prefigurare una rioccupazione completa, e la presentazione di 2 offerte, quelle di EMR e H2 Energy, che non convincono quanto all'attesa vera reindustrializzazione del sito. Lunedì siamo fuori dai cancelli alle 9, assemblea in sciopero
incontro, quindi come dire, informeremo i lavoratori dell'esito dell'incontro, insomma che ha lasciato ecco, ben pochi punti positivi, e quindi saremo di nuovo con i lavoratori a discutere per attuare le forme di mobilitazione opportune e doverose in questa fase delicata di questa vertenza. La Regione, l'assessore Rosolin dice c'è troppa tattica e Varzila è inadempiente. Le proposte sul tavolo non permettono la rioccupazione completa, non ci vanno nemmeno vicino. Pienamente d'accordo, siamo assolutamente allineati con la posizione della Regione, le proposte sul tavolo non sono sufficienti ecco, per un'area, una complessità industriale dell'area di Varzila, per una logica di filiera, per la continuità anche delle ditte di appalto, tutto quello che noi abbiamo chiesto come prerequisiti insomma, per poter discutere di un piano industriale serio, credibile e sostenibile nel tempo. Non entro nel merito delle singole due aziende, insomma al massimo come dire, assolutamente rispettabili, ma non era questo che ci aspettavamo, e quindi è opportuno che si ritorni al tavolo e che il governo come dire, prenda in mano le redini di questa vertenza che sennò rischia come dire, di diventare sempre più complicata. Allora, noi lunedì, proprio durante Sveglia Trieste, seguiremo anche quantomeno in diretta con collegamenti la prima parte di questa protesta, di questa assemblea. Siamo in collegamento adesso con l'ispettore capo Tiziana Martini dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno ispettore. Buongiorno a tutti. Tanto che tempo fa, perché noi siamo qua chiusi in questa specie di bunker e non lo vediamo, voi invece avete più... avete la concezione... Purtroppo mi sa che non migliora, qui è abbastanza grigio, stamattina piovigginava, c'è un po' di vento, ma per fortuna la bora è calata, speriamo che non aumenti, che quella che a Trieste chiaramente con gli alberi, con le foglie, dà più problemi, certo, più problematica la bora d'estate che in inverno. Comunque al di là del tempo, per il momento il traffico è tranquillo, non ci sono grosse cose in piedi, per cui diciamo che per il momento la mattinata insomma speriamo che continui tranquilla. Per la giornata di oggi ci sono appunto, c'è l'inizio di varie manifestazioni, tra cui City Golf Trieste che diciamo non occuperà le sedi stradali, chiaramente però ci sarà un afflusso di varie persone nelle varie insomma, aree pedonali e qui a Trieste, quindi c'è un afflusso di persone ovviamente che occuperà alcune piazze triestine. Per la giornata di domani è in previsione la Corri Trieste, sì. Quindi sì, ci saranno appunto delle deviazioni, delle strade chiuse e diciamo che dalle ore 8 di domani mattina per tutta la mattinata fino a circa alle 11:30 a mezzogiorno ci sarà il divieto di transito nelle zone tra la via Economo, salita Promontorio, via Belpoggio, via Conti, Riva Grumula, piazza Venezia, via San Giorgio, Riva Nazario Sauro, luoghi dove appunto avviene la corsa. Altre segnalazioni di chiusure e di altre cose per il momento non ci sono, speriamo che insomma la mattinata trascorra tranquilla. Grazie ispettore, facciamo così come sempre, no? Speriamo di no, nel senso se ci fosse necessità di comunicare qualche cosa magari ci avvertite voi e noi la comunichiamo, rimaniamo in qualche modo a vostra disposizione, va bene? Va bene, la ringrazio. Grazie ispettore Martini, buona giornata e buon lavoro. Allora, c'è una mail, il signor Nevio Tul, credo sia lui, dice si ritorni alle manutenzioni come facevano i nostri padri sui fiumi, sui mari, in montagne, nelle città e si sono trascurate queste manutenzioni facendo dei bandi, tornino le manutenzioni allo Stato, alle regioni, ai comuni con personale responsabile. Allora, abbiamo parlato di Varzila, abbiamo parlato anche della questione Merana. Possiamo intanto, così anticipiamo quello che sarà magari l'argomento della seconda parte, questa
questione della mail dell'assessore Rossi, che ieri ha insomma, acceso un pochettino il dibattito della politica. L'assessore Rossi sarà con noi dalle 9 alle 10, quindi insomma parlerà anche di questo. Vediamo intanto il servizio di ieri. L'errore di invio della mail dall'assessore Giorgio Rossi al segretario comunale Lorenzut, finita poi nella casella mail di numerosi consiglieri comunali, apparecchia la tavola alle opposizioni per muovere polemica. Dopo la diatriba riguardo la commissione trasparenza tra Pasino e Panteca, a cui Rossi ha dato disponibilità a partecipare per discutere del caso Euro e Promos, dalla mail inviata per errore ai consiglieri, l'assessore alla cultura chiede: quando pensiamo di proporre qualcosa ad Euro Promos perché si assuma la responsabilità che le compete, non possiamo andare avanti di annuncio in annuncio come la questione degli interventi nella zona fieristica di Montebello. Leggi il giornale, 7 anni di balle. Frasi che la minoranza ha letto e per cui ha chiesto immediati chiarimenti. È evidente da quello che ha scritto l'assessore Rossi che ci sono delle cose che non sono state dette. Ha scritto delle cose che sono imbarazzanti, al di là di quelli che potrebbero essere i risultati quando pensiamo di proporre qualcosa ad Europromos. È una domanda fatta al direttore generale, quindi si sta facendo, mi viene da dire, autocritica, o comunque c'è tensione anche con il direttore generale. Che sia su Euro e Promos, che sia sull'ex Fiera, stiamo parlando di questioni, di vicende che riguardano centinaia di cittadini, per cui noi chiediamo chiarezza su questi punti. Ci sembra grave che un autorevolissimo esponente della Giunta affermi sostanzialmente che per esempio sull'ex Fiera ci sono stati 7 anni di balle. Vorremmo sapere la verità. Dimostra che in questo momento non si è fatto niente, ma anche e soprattutto che ci sono delle difficoltà di governare la nave dove dovrebbe andare. Insieme anche agli altri colleghi delle forze di opposizione abbiamo chiesto un consiglio comunale straordinario sul tema e chiediamo chiarezza su tutta una serie di lavori pubblici rispetto al quale continuiamo a sentire annunci ma ben pochi fatti. Allora, poi come vi dicevo l'assessore Rossi risponderà a questo, insomma, dirà la sua versione. Allora, graduatorie ricrestate, sapete che nei giorni scorsi c'è stato un po' di caos in merito, vediamo come si è andato a risolvere questo problema. Risolto il caso delle graduatorie definitive dei ricrestate, dopo l'invio errato nella mattinata di ieri, che ha creato non poche polemiche fra i genitori degli oltre 4.000 bambini e bambine per cui è stata formalizzata la richiesta, nel pomeriggio di oggi sono state pubblicate quelle corrette. La comunicazione è arrivata dagli uffici del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche del Comune di Trieste ed Insiel SPA. Gli uffici degli enti, dopo aver prontamente individuato l'errore legato a una configurazione dei parametri nel complesso processo di digitalizzazione, sono riusciti tempestivamente a riconfigurare il programma. Il sistema ha quindi ricalcolato e sintetizzato milioni di combinazioni che vanno a formare le graduatorie per gli accessi settimanali. Il Comune di Trieste in Insiel, nello scusarsi con gli utenti per il disagio creato, prontamente corretto e ringraziando per la pazienza, si legge nella nota, tengono a precisare che per tutti i servizi educativi e scolastici comunali è stato avviato un enorme processo di digitalizzazione, tra i più complessi in Italia, che a fronte della mole di servizi, di utenti e di dati trattati necessita in fase di avvio di operazioni di allineamento e controllo comprensibilmente non semplici. Allora facciamo così, prima arriviamo alle 7:30 magari dando ancora un'occhiata ai quotidiani. Vediamo il piccolo, eravamo rimasti alle pagine dedicate anche all'Ucraina, ecco, c'è questa abbastanza interessante: dimettersi e poi pentirsi, il 41% di chi si è licenziato ora tornerebbe indietro. Dopo l'impennata di addii volontari nel 2022, per molti è iniziato il ripensamento, i più colpiti gli uomini over 50. A Trieste voci a confronto sul lavoro che cambia, e ci sono appunto alcune testimonianze in tal senso. Giovani in fuga da grande responsabilità, turnover
e considerazione sociale, lo stress nel comparto sanitario, punto d'ascolto con la psicologa, orari e turni parametrati agli obiettivi. Quindi, questa pagina è a livello regionale, per dire la verità. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, gli ospiti sono già arrivati e quindi tra un po' prenderanno posizione i consiglieri comunali Pucci del PD e Cinque Palmi di Fratelli d'Italia. Eccoci allora pronti per la seconda parte di Trieste in diretta. Come vi ho annunciato, gli ospiti sono il consigliere comunale, la consigliera uguale, Rosanna Pucci, la sostanza. Buongiorno a tutti, buon sabato. E Gabriele Cinque Palmi di Fratelli d'Italia, che tra l'altro ringrazio, mi perdoni così, no, ringrazio un po' di più anche perché è stato reduce da Ring, sì. Per cui insomma o sistemiamo una branda. Ho approfittato, sono rimasti fatti qua in ufficio, ho messo un po' quando sono arrivato le luci erano già preparato aperte. Caffè, ho fatto la colazione. È arrivato prima. Buongiorno a tutti. Allora, grazie ad entrambi in ogni caso per essere con noi. Sono parecchi gli argomenti di cui parlare, però colleghiamoci giusto un attimo. Intanto sì, ripeto il numero di telefono a cui intervenire, 040 977 8910, e invece svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Faceva notare Cinque Palmi prima di incominciare questo dato che emerge anche da questa inchiesta del Piccolo sulle dimissioni volontarie, e dicevano che è quasi una sorta di redderazione, cioè adesso i nodi vengono al pettine. Sì, diciamo che dopo la pandemia molte persone, ma non solo dipendenti privati ma anche di dipendenti pubblici addirittura, si sono dimessi dal proprio posto di lavoro cercando, non so, più libertà, un altro ideale, un altro stile di vita, credendo che magari sia tutto più facile, che magari a livello ideologico magari anche sì, la libertà viene prima di tutto, però bisogna anche mantenerla, poi questa libertà, no? E purtroppo io vedo anche nel mio lavoro più di qualcuno ha fatto retromarcia, perché facendo i conti della serva bisogna anche arrivare in qualche maniera a fine mese, quindi questo qua che appunto c'era proprio scritto questa ricerca dove appunto ha evidenziato che molte persone si sono pentite e stanno tornando indietro, l'ho vista anch'io anche nel nostro settore. Ma diciamo questo, che mi sembrano i dati sono relativi, diciamo in maggioranza sono uomini, no? Che si pendono perché sono quelli che sono più occupati, no? Mi sembra. Si pentono, bisognerebbe vedere se è dovuto a quell'arco temporale della pandemia o se è invece uno studio ampio relativo a un tempo un po' più ampio. Credo siano i dati resi noti dalla Regione. Sì, non può essere tanto ampio come studio perché è una cosa che... diciamo degli ultimi anni? Sì, perché questo boom delle autosospensioni, dei licenziamenti è successo proprio post pandemia, perché appunto la gente pensava che era tutto più facile, dopodiché c'era anche altri sistemi di sussidi, che magari le persone credevano che potevano magari licenziarsi, fare magari qualche lavoretto fuori via, prendersi il reddito di cittadinanza, e purtroppo hanno fatto conti con la vita reale che per arrivare a fine mese bisogna lavorare. Idealismo e invece la realtà che è un po' più dura ultimamente. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno. Qua. Pronto? È bassissimo, chiedo anche alla regia se riescono in qualche modo ad intervenire perché io non sento assolutamente niente. Sì, pronto, buongiorno, eccoci, sono in linea? Eccoci. Sì, perfetto, buongiorno. Dottor Bosatti, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Prego. Visto che ci sono due consiglieri comunali, io volevo chiedere se tutti i soldi che vengono spesi in Portofranco Nord, detto anche Porto Vecchio,
per stessa ammissione, e mi correggete per favore se sbaglio, per stessa ammissione del sindaco ammontano a 160 milioni. Allora là c'è anche una del Partito Democratico di cui fa parte l'ex senatore Francesco Russo, che nel 2014 nella legge di bilancio, con la legge 190, ha sdemanializzato il Portofranco Nord. La legge dice che va nella disponibilità del comune, sempre il Portofranco Nord, vanno messi in vendita i beni e vanno trasferiti, gli incassi vanno trasferiti all'autorità portuale. Dopodiché nel 2017 con la legge 205 viene chiarito ancora di più la legge 190, dove tra l'altro richiama l'allegato ottavo, il trattato di pace e via dicendo. Allora i consiglieri, che comunque se non erro giurano sulla Repubblica Italiana e quindi di seguire le leggi e di seguire la Costituzione, se hanno intenzione di un attimo di rileggersi le due leggi, la 190 e la 205, e cosa hanno intenzione di fare, perché quei soldi, che sono nostri soldi, sono soldi di tutti, non vanno spesi in Portofranco Nord. In Portofranco Nord bisogna fare una destinazione urbanistica e vendere i beni e trasferire l'incasso alle autorità portuali, nient'altro. Dopodiché ancora una cosa, non dimentichiamoci, e grazie che mi lascia parlare, c'è nella regione, c'è nella legge, nel programma urbanistico anche l'allargamento della banchina per fare logistica. Quindi là non si vanno a fare case, casette o giochetti. Bisogna sviluppare il Portofranco Nord per quello che è stabilito dal Trattato di pace e dare lavoro ai tanti disoccupati che ci sono. Questo bisogna pensare, di dare lavoro ai tanti disoccupati. Grazie, buona giornata a tutti voi. Okay. Facciamo cominciare a consigliere. Allora, per il primo punto, la destinazione d'uso, e quello dovrà rivolgersi un attimo ai tecnici e fare degli esposti al TAR. Io non lo so adesso di che cosa parla in modo preciso il signore da casa. Per quanto riguarda invece il secondo punto, condivido il fatto che nel Porto Vecchio hanno destinato una parte al residenziale e noi del Partito Democratico non siamo d'accordo, non condividiamo questa scelta da parte del Comune di destinare una parte al residenziale invece anziché destinarlo a o servizio, ma più che altro industria innovativa che dia posti di lavoro, questo sì, quindi non alla destinazione residenziale, bensì a destinazione di impresa, di industria che porti più lavoro al Comune di Trieste, questo sì. Innanzitutto bisogna leggere bene i documenti, leggere bene anche tra le righe, nel senso che il Comune non spende i 160 milioni a fondo perso, buttati là. I 160 milioni sono un investimento, quindi si vanno a spendere 160 milioni per poi fare un ritorno molto più ampio. Questo ritorno più ampio è un ritorno dato sia a livello di soldi, diciamo, perché ovviamente chi può andare a investire in quella zona, nel Porto Vecchio, deve anche avere la sicurezza che ci siano le infrastrutture, quindi tutti gli allacciamenti, fogne, luce, acqua e tutto quello che serve, in più anche le strade devono essere a posto, quindi insomma, questi soldi non sono messi là e buttati via come ha fatto intendere il signore da casa. Poi per quanto per il discorso residenziale invece io sono convinto che quello che ha fatto il Comune, di Trieste, quindi di decidere di
riservare una parte alle abitazioni, riservare anche una parte agli uffici pubblici servono, perché la zona deve vivere, deve avere persone che frequentano quel posto, e così facendo, riservando una zona alle residenziali, riservando una zona, penso agli uffici della regione, ci sarà la sicurezza che intanto fin da subito la zona avrà gente che la frequenterà, perché sappiamo tutti, abbiamo purtroppo varie dimostrazioni che una zona, in qualsiasi punto della città, se non è vivo, se non è abitato, se non ci sono persone che frequentano questa zona, per quanto bella può essere, poi muore. Pensiamo al stesso discorso, permettetemi l'esempio, anche se non è proprio simile, sia il porto di Sistiana, che è appena uscito da un fallimento perché la zona non viveva, ma anche quello che era il porto San Rocco. Fino a quando non sono riusciti a vendere tutte le case e quindi la zona era ben popolosa, era sempre in difficoltà sia anche con le attività, che la zona era un po' abbandonata a se stessa. Replica. Posso replicare? Allora bisogna vedere poi se questi residenti, questa zona residenziale poi sia viva, perché stiamo assistendo a compravendite in città da parte di stranieri che hanno molto denaro da investire, e quindi potrebbe essere che questa parte residenziale venga comprata da stranieri che non vengono vengono qualche volta, per cui può rimanere anche non viva. Naturalmente un altro punto, allora noi siamo contrari alla parte residenziale, perché poi sarebbe una parte residenziale per ricchi, perché chi ci va lì, chi ci andrebbe a vivere? Sicuramente i ricchi, ecco. E poi gli spostamenti della regione, cioè il Porto Vecchio doveva essere veramente il posto, una cittadella per rilanciare l'economia della città, invece ci sono stati i trasferimenti degli uffici regionali, per cui non vedo questo rilancio positivo per la città. Adesso vediamo, è uno spezzatino messo così dal comune perché non ha un'idea unitaria, finora non si sono visti questi grandi investimenti, e adesso vediamo come lo svilupperà, però con i residenziali, con i trasferimenti da parte degli uffici della regione non vediamo questo rilancio dal punto di vista delle imprese e dell'economia. Purtroppo siete noiosi perché vi ripetete sempre le stesse identiche cose senza pur avendo una certezza di quello che dicete. Vi piace usare le parole a spezzatino, se volete vi insegno io a fare uno spezzatino, anche la Tristina, un ottimo Google, e quello è uno spezzatino. Proprio non più tardi, anche di ieri sera, c'è stata anche la dichiarazione del sindaco, ma questo qua è fin da subito stato chiaro che c'è intenzione da parte del comune a non separare in vari piccoli lotti, a vendere e a cedere a uno o al massimo due interessati, per così poi cercare un piano di sviluppo su tutta l'area del Porto Vecchio. C'è più di un interessamento a quell'area, ovviamente fino a quando non vengono fatti tutti i lavori sotterranei, che io so che purtroppo non voglio speculare su disgrazie altrui, ma l'Emilia Romagna l'insegna, i lavori fatti invisibili non piacciono a alcune parti politiche perché non portano consensi. Se noi se spendiamo adesso 10 milioni di euro per pulire le fogne, non porta consensi perché nessuno lo vede. Se gli stessi soldi li spendiamo per fare la statua della Margherita Hack, una parte della politica è contenta perché la statua si vede. Noi come centrodestra abbiamo dovuto, perché si parte dalla base, prima creare le infrastrutture sotterranee, perché sono quelle che permettono poi l'avanzamento dei lavori e tutte quante le strutture. Nessuno può pensare che arrivi un investitore e prende in mano la zona quando non ha neanche un allacciamento a mare o un allacciamento in fogna. Tutti i lavori che sono stati fatti adesso in Porto Vecchio vanno in quella direzione, si parte da sotto per poi arrivare.
così si costruiscono le Ma chi ha detto che siamo contrari a questo? Tu lo pensi, no, tu lo no, dici, dicendo, ti sei fatto tutto da solo il dicendo discorso, che noi diamo ma non è sempre vero, è spezzatino il fatto che c'è già innanzitutto abbassa le voci, no, perché io sento bene, ti sento io, adesso io. Allora per cortesia è spezzettino in base, se mi fai parlare te lo dico. No, sto parlando io, mi hai interrotto tu. Ma ti ho detto io. Allora finisci, hai detto delle fognature, io ti ho detto che non siamo contrari. Il presentatore che ci darà le parole a uno, non siamo a scuola che la professoressa prende le parole quando vuole. Rispettiamo il Bosazzi, il lavoro, sa farlo, ci darà lui. Ma non stavo parlando io. Ho detto però che ho detto che nessuno ha detto che siamo contrari alle fogne. Come ti permetti a dire? Dicendo che i lavori siamo fermi, voi non sapete neanche di che lavori. È la tua interpretazione. Non sai neanche che lavori sono stati fatti in Portovecchio. Ma non ti sto dicendo che tutto quanto fermo, non sai neanche la non ho detto questo, non ho detto che è fermo, ho detto che è spezzatino e il dato di fatto te lo dice che c'è. Avete fatto la parte residenziale e avete dato la parte, abbiamo destinato, va bene, ma c'è l'intenzione, certo c'è l'intenzione residenziale e già il trasferimento degli uffici regionali, quindi già è spezzatino. Ma non è così. Okay, allora, su questo penso che... perché è ben stabilito. C'è una mappa su quello che si vuole fare. E vedremo. Allora, è come i 7 anni di balle che ha detto Rossi. Vedremo. Vedremo. Allora, sentiamo la prossima telefonata, vediamo se cambiamo argomento. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego, io volevo semplicemente chiedere due cose. In qualche modo, dunque, la sanità, io sono preoccupata perché non vedo né dal governo da Roma niente, praticamente, e non vedo niente neanche da questa parte nostra qua praticamente, c'è sempre il signor Riccardi che sinceramente, non lo so, è meglio che qualcuno poi se si esprime male forse poi ci sono anche dei problemi, comunque non sono d'accordo perché io non so se un domani riuscirò a curarmi, dunque è meglio che lo diciate in anticipo perché sinceramente la gente non ha soldi per potersi curare, allora è meglio che scelga una morte tranquilla, insomma, in qualche modo. E secondo, io mi ritrovo dopo tantissimi anni nella politica che nessuno dei politici quando fa degli errori paga, nessuno, mentre quando noi lavoriamo, anche se tu fai un piccolo ti arriva la lettera. Dunque, com'è questa cosa, scusatemi? Io penso che anche in politica uno sbaglia, fa degli errori, deve pagare, d'accordo? Questa è la mia opinione, ecco. Okay. E poi quello che volevo chiedere è una cosa per domani ci sono le navi, da quello che ho capito, addirittura 2, no? Giù, dunque non ci sono posteggi, purtroppo. Io dovrei andare in teatro. Praticamente al Miela è chiuso tutto, non lo so, i trasporti pubblici, come funzionano? Si può sapere? Grazie, finito, buona giornata. Allora, prima aveva cominciato la consigliera Pucci, adesso facciamo cominciare a 5 panni. State calmi perché poi abbiamo ancora un'ora, se no se vi scannate già adesso poi fino alle 9 non so cosa succede. Ma no, non è che ci ma no, vabbè, fa parte della dialettica. Io sono l'opposizione, ci crediamo a quello che diciamo, quindi insomma poi non è... Poi dopo si sa che andrete a prendere un caffè assieme. No, io ho 2 matrimoni da fare, anzi un'unione civile e un matrimonio da celebrare. Pensavo Ufficio. 2 matrimoni. No, ecco, ufficio. Allora, cominciamo da 5 panni. Bisognerebbe però, rispetto a quello che ha detto la signora, l'ultima parte, bisognerebbe anche però in qualche modo capire che cos'è un errore politico. Allora, un errore politico, diciamo che quando un politico, innanzitutto io non mi definisco un politico, no? Noi siamo dei consiglieri comunali, siamo degli amministratori locali, noi dobbiamo cercare di fare meglio con quello che abbiamo in mano. Noi non facciamo leggi, quindi anche più che sbagliare di mandare una mail non è che possiamo fare. Dopo è giustissimo quello che dice la signora, chi sbaglia dovrebbe pagare, ma non solo nella politica, anche nel lavoro pubblico. Abbiamo anche funzionari, abbiamo anche persone che lavorano in vari uffici che quando
commettono un errore, ma anche nella sanità stessa. Se c'è qualcuno che sbaglia, purtroppo questa cosa qua viene lasciata là e diciamo che nessuno paga su questo. Il problema della sanità è un problema pesante che abbiamo noi, non solo a Trieste, non solo in Regione, ma in tutto il nostro bel paese, nonostante che la nostra sanità nazionale a livello mondiale è riconosciuta, perché in altri stati purtroppo non hanno neanche la sanità di base, no? Quindi adesso andiamo incontro a un periodo veramente sarà difficile, a parer mio, per la mancanza di dottori, per la mancanza di medici, per la mancanza di infermieri, perché con tutto che si è parlato nel post pandemia che c'è la necessità di creare, di formare nuovi ragazzi verso la medicina, non si è ancora pensato di togliere quel benedetto o maledetto numero chiuso d'entrata. Sì. Quindi limitando in questa maniera i giovani che vogliono entrare a fare medicina, io purtroppo in maniera diretta conosco molti ragazzi che volendo avvicinarsi a questa carriera della medicina si sono spostati in un altro paese, vanno in Spagna, non c'è il numero chiuso, fanno gli studi in Spagna con l'intenzione poi magari un domani tornare in Italia e purtroppo la maggior parte invece resta all'estero. Quindi diciamo che se si vuole veramente affrontare il discorso per delle mancanze di medici, la prima cosa che secondo me bisognerebbe fare è eliminare il numero chiuso. Vediamo adesso anche con tutti i medici di base che sono andati in pensione, non abbiamo Io non mi ricordo chi mi diceva nei giorni scorsi su questo argomento. Ah sì, un medico, che per esempio in Francia non c'è il numero chiuso, però dopo il primo anno c'è una sorta di prima scrematura dove appunto si incomincia un po' la scrematura viene anche fatta in maniera naturale, nel senso come si dice a Trieste, se cicciano se per barca, probabilmente in alcuni casi, poi farà qualcos'altro. Sì. Ecco, quindi sulla questione io non nemmeno come fa la signora, comprensibilmente per certi aspetti, io non personalizzerei eccessivamente il problema, perché è ben vero che come si critica Riccardi in questi anni, si criticava la tedesca nei 5 anni precedenti, quindi molto probabilmente quando si tocca la sanità, insomma, è un po' diverso. Sentiamo. Allora, qui invece c'è un dato rilevante per Fedriga, nel senso che Fedriga ha detto chiaramente che finanzia la sanità privata, quindi ha ribadito il concetto di sostegno. È una legge, è previsto però. Sì, ho capito, bisogna vedere quanti fondi si danno alla sanità privata. Ecco, quindi allora comunque un dato di fatto sono le liste d'attesa. E quando si va al Maggiore solo per prendere il biglietto c'è una folla in attesa, è piena tutta la sala d'attesa, quindi e anche i servizi che si danno, mettiamo non so, nell'ambito del dentista, certi servizi vengono dati dalla sanità pubblica e altri invece non vengono dati. Per cui è ovvio che poi il cittadino si deve rivolgere alla sanità privata, e questo invece in uno Stato dove si pagano le tasse non deve accadere. Certamente vediamo adesso l'accorpamento anche dei consultori, vediamo se poi diminuiscono anche dal punto di vista questo accorpamento dei consultori, se diminuiscono anche gli edifici adesso relativi a questi consultori, quindi c'è li chiamano accorpamenti, però bisogna vedere se tolgono veramente i servizi. Comunque Fedriga l'ha detto che finanzia la sanità privata e bisogna vedere se crescerà sempre più questa sanità privata a Trieste. Vediamo che è stato venduto adesso il sanatorio a una grande società, una SPA quotata in borsa Garofalo di Roma, quindi
vediamo se ci sono anche ripercussioni sui servizi al cittadino qui a Trieste. Facciamo... Sì, c'è, diciamo, in questa analisi ovviamente mi trovo in disaccordo, non potrebbe essere diversamente, nel senso dire che Federica finanzia il privato da una parte è corretto, ma dall'altra parte manca la spiegazione del dato, cioè finanzia il privato ma il cittadino va sempre visitato con le spese pubbliche, nel senso il cittadino non va nelle cliniche private, non si fanno nomi per dire, e pagherà lui di tasca sua, paga lo stesso identico ticket come che lo pagasse al Maggiore o a Catinara e si fa visitare in quell'altra struttura, quindi al cittadino non cambia. Tante volte noi vediamo che una visita la andiamo a prenotare al Maggiore a una data, andiamo in un'altra struttura che sì è finanziata anche dalla regione, però l'utente non paga, perché paga appunto la regione su questo, e vediamo che si libera prima perché lavorano in maniera diversa, magari lo stesso macchinario lavora più ore durante il giorno, perché sappiamo che la gestione privata può essere diversa dalla gestione pubblica in determinate cose, quindi non è che va a finanziare il privato, come dire, ma finanzi i locali di Gabriele, si compra il forno nuovo e poi chi se ne frega, non è così, va a finanziare il privato per poi i cittadini, in base alle leggi nazionali, possono usufruire comunque di quella struttura pagando il semplice ticket come in qualsiasi altra struttura. Chiudiamo un attimo così... Ultimo, posso? Sì, no, così... Attenzione che nella sanità pubblica si accede per concorso, quindi abbiamo determinati dottori, medici, infermieri, eccetera, per concorso. Nella sanità privata si accede non per concorso. Sì, nella sanità privata se non sei bravo vai via, se fai un errore vai via. Nella sanità pubblica se fai un errore purtroppo abbiamo visto più volte che... Non è così, non è così, la conosco benissimo la sanità privata. Anch'io purtroppo. Devo andare in pubblicità. Allora, rientriamo in su. C'è una domanda solo che, intanto devo dire alla signora che non è che ci siano problemi nel pomeriggio di domani per andare al Teatro Miela per quanto concerne il servizio pubblico, anzi il servizio pubblico prosegue e soprattutto in quell'ora c'è lo spettacolo di Alessio Colautti domani, che tra l'altro sarà con noi alle 13 e quindi non ci sono problemi per arrivarci con il servizio pubblico. C'è una telefonata, quindi io lascio, casomai mi riservo una domandina dopo che ha a che fare anche con la sanità. Buongiorno a chi è in linea. Buongiorno dottor Bordacchi, volevo porre una domanda ai suoi ospiti che stanno parlando bene della sanità pubblica. Io le racconto il fatto mio. In marzo del 2020 ancora il mio compagno è scivolato nella vasca da bagno. Ho chiamato il 118, aveva 2 costole inclinate, lo hanno portato in ospedale, 2 giorni dopo non potevo andargli a fare più visita per il Covid. Gli hanno fatto 4 tamponi, ho fatto mettere l'articolo anche sul piccolo, tutti negativi, però si era tutto paralizzato e non hanno saputo darmi una risposta. Ho fatto la richiesta delle cartelle cliniche, non le posso avere, perché dopo 40 anni di convivenza però non eravamo sposati, quindi come compagna non ho diritto a niente. Però il stesso giorno, devo essere onesta, me lo hanno lasciato salutare che doveva andare al Gervasetta per fare della riabilitazione. Alla sera mi telefonano, non prende la via di Udine ma prende la via di Trieste, perché dopo 5 tamponi lo hanno trovato positivo al Covid. Non è più ritornato a casa, adesso a 19 giugno saranno 3 anni che è morto. I medici di Trieste, devo essere sincera, sono stati sempre gentilissimi nel rispondermi e mi hanno detto che se veniva trasferito subito a Trieste veniva salvato, perché facevano un prelievo, adesso non vorrei dire delle cretinate, ma sui polmoni. Invece loro facevano naso e gola
di conseguenza il virus era già penetrato, ma lo salvavano. Chi paga di questa morte? Vorrei una risposta in proposito, perché nessuno me la sa dare. Non essendo la moglie non ho diritto a sapere nulla, non è che mi metto a fare causa all'ospedale, sa, perché intanto che si fa una causa così sono sicura di non essere più in questo mondo. E aveva semplicemente 68 anni, era giovane ancora. E cosa gli hanno fatto a Gorizia? Una mostra, perché era un pittore, nella sala conferenze con tutti i suoi quadri, una mostra permanente. Ma con questo non si rimedia alla vita di una persona. Grazie a lei e ai suoi ospiti. Buona giornata. Grazie signora, a me della vicenda mi sembra, al di là della gravità, mi sembra agghiacciante che una persona che ha un rapporto con un'altra persona da tanto tempo non possa accedere alle cartelle. Mi sembra veramente da medioevo, ma questo è un altro discorso. Sì. Non so chi vuole, ci dispiace per la perdita, per la signora. Purtroppo legalmente non era riconosciuta questa unione e qualche volta serve proprio, ecco, purtroppo è così, se non è, ci dispiace, io non saprei. E poi c'è stata questa perdita in quel... Nel 2020 abbiamo passato veramente di tutto e quindi ci sono mancati veramente tanti cari così velocemente per questo Covid, per cui ci sono state varie perdite come questa del signore legato alla signora, adesso non so i nomi. Purtroppo si ritorna al discorso che abbiamo proprio iniziato la puntata, cioè se uno sbaglia in certi ambienti non paga, ok? Dopo sì, è vero, la signora non era sposata, la signora era solo convivente, a livello giuridico, tutto quello che si vuole, ma a parer mio, soprattutto in situazioni di questo tipo, ci vuole anche quella che una volta si diceva l'umanità, nel senso, cosa che adesso le persone dicono, ma non si può, è così, ho capito che è così, però parliamo del proprio marito, della propria moglie o addirittura dei propri figli, ok? Mi è toccato, io stesso ho dovuto accompagnare mio figlio in pronto soccorso, parliamo quindi di un ragazzo giovane, era impaurito e ho dovuto aspettare fuori, nonostante che avevo vaccinazioni, cioè ci vuole anche un attimino di buonsenso e cercare di creare un ambiente anche per questi pazienti, che sì, bisogna curarli, però c'è il fisico e c'è la testa, quindi bisogna... Sì, forse un po' di umanità che purtroppo tante volte, soprattutto in questo periodo qua, secondo me, a mio avviso, è andata persa. Ci siamo nascosti dietro quelle mascherine, nascondendo il sorriso, nascondendo le facce e dimenticando un po' di umanità. C'è già una telefonata? No, è stato un periodo veramente difficile, ecco, difficile per tante persone che hanno perso proprio i loro cari, ecco questo. Sentiamo la telefonata che è in linea, buongiorno. Buongiorno Bosazzi. Buongiorno. Buongiorno Cinque Palmi e la consigliera Pucci. Allora Mirea, io ho sentito parlare tanto anche adesso della sanità privata, ma privata di che? Privata perché io ho sempre usufruito della sanità, vado all'ospedale Maggiore e la consigliera Pucci ha detto che c'è sempre tanta fila all'ospedale Maggiore, si può anche fare gli appuntamenti nelle farmacie preposte. Allora, io avevo bisogno di un'ecografia al Maggiore, vado lì a prendere gli appuntamenti perché automaticamente se li fa il Maggiore vanno sui computer dei medici specialisti. Ho trovato subito un appuntamento in un studio radiologico privato. Ma privato di che? Privato, io sono esente ticket per anzianità e reddito, non ho pagato assolutamente niente. La mammografia, idem, dopo 10 giorni me l'hanno data su ad Aurisina, ho detto va benissimo e sono andata a fare la mammografia sempre esente ticket. Ha detto la consigliera Pucci che si fa per concorso le assunzioni
nell'ente pubblico. E che differenza c'è? Perché i privati che cosa fanno? Assumono le persone valide, perché non assumono dei relitti, e non so che differenza passa tra un concorso o non un concorso, no? Il problema sa qual è? Numero chiuso. Il numero chiuso all'università, che ormai per riprenderlo ci passeranno 10 anni per avere i medici che non sono stati ammessi alla specialità di medicina perché c'era il numero chiuso. Okay. E poi un altro problema sono i contratti lavorativi. Adesso la Triplice si è svegliata con il lavoro precario e tutte queste cose qua, ma i contratti in questi 10 anni non c'era assolutamente la destra al governo, che cosa hanno fatto? Hanno fatto i contratti nuovi? No, ma né la sanità e neanche nelle altre specialità. È chiaro la posizione della signora, è chiara. Il consigliere Pucci sa già, è a temperatura di ebollizione, per cui lasciamola rispondere, poi dopo eventualmente. Prego. No, i contratti nella sanità privata possono avvenire, insomma, c'è il presidente, c'è l'AD che sceglie il curriculum e sceglie senza concorso. Per merito. Per merito, per bravura. Ma non è vero, ma saprò io le cose. Nessuno assume per simpatia, uno assume dipende. Soprattutto nel privato, perché sa che a fine mese deve perché poi nel privato ci sono le mamme, le figlie, le mogli e così i fratelli vengono assunti, l'amica dell'amica, eccetera, l'amico dell'amico. Gente che faceva il calzolaio, dal giorno dopo non a fare il chirurgo. Questo, anche senza... Non dico dei dottori, ma di tutto l'apparato che poi c'è dentro alle strutture private. Io dico che ci siano, non è che andiamo contro, ma non che aumentino tantissimo, perché aumenta il privato e diminuisce la qualità del pubblico, diminuiscono i fondi per il pubblico, questa è la verità, sì. Vedrai, questo è l'andamento dell'amministrazione Fedriga. Questo è l'andamento dell'amministrazione Fedriga. Mi auguro che questo non accada, perché insomma essere felici magari se la sanità pubblica vada male per dire la buona ragione, ma non è così. Nel senso, l'ascoltatrice da casa, la signora Nivea, ha centrato il punto. Cioè lei è andata a fare altre visite in strutture private e non ha pagato niente, perché è addirittura esente da ticket. Quindi che uno vada da una parte o che uno vada dall'altra, l'utente finale non cambia. Tante volte, e in più casi purtroppo, si è visto la struttura privata funziona meglio, perché ha un'altra concezione, deve fare impresa, deve arrivare a fine mese e le persone vengono spronate anche con maggior premi a lavorare meglio. Invece nelle strutture pubbliche questo non accade. Hai detto una parola chiave, impresa. Il servizio pubblico è un'altra cosa. Impresa, fare impresa significa fare i numeri e qualche volta bisogna fare attenzione ai numeri, che significa fare interventi che non servono? No. Punto interrogativo. E questo succede nel pubblico. Succede nel privato. Se devono fare 100, dice signora si deve operare, allora, ci sono gli interventi. Se conosci casi di persone che vengono operate per niente, vai in procura, ma non sono io, perché non ci vado. Se dobbiamo parlare così per sentito dire, ma io la sanità privata la conosco bene. Ma tutti conoscono la sanità privata, ma molto bene io. E anch'io conosco sia quella pubblica che quella privata. Ho avuto purtroppo mi sono dovuto raffrontare con la sanità pubblica e posso dire che il modo di comportamento in certe strutture non era come nella sanità privata, che poi cambia poco all'utente a livello finanziario, perché comunque viene coperto dalle spese della regione. Ok, chiudiamo qua. Allora, c'è una richiesta che arriva, due richieste per dire la verità. Una più tranquilla, insomma, che non dovrebbe tanto scaldare gli animi, dice Claudio Bisentini, vi chiede di impegnarvi per la riqualificazione della Labarda di San Giusto con i sassi rossi e bianchi come in costiera. Dice se potete prendere questo impegno, laddove invece
Che ci scriva, noi abbiamo un'email istituzionale, faccia questa richiesta e poi dopo noi la portiamo agli uffici. Poi dopo c'è questo, dice: i genitori della scuola Sauro aspettano una risposta scritta e la sicurezza di avere gli scuolabus con gli educatori a settembre in seguito al trasferimento della scuola. Ci sono novità? Chiede questa mamma, desumo. Sì, è una mamma. So che vengono fatti appunto i trasporto per i ragazzi che vengono trasferiti, dopo non so se devono mandare una lettera a ogni genitore con... Ancora non è stato formalizzato nulla, attendono veramente attendono risposte certe i genitori, l'istituto Dante, e da parte del comune che ancora non ha formalizzato nulla, perché non solo c'è stata la beffa di questo trasferimento che verranno spostati dalla sede originaria di via Tigor a San Giacomo, nella scuola ex Timeus di San Giacomo, non solo questo, e ancora non hanno risposte certe per il trasporto almeno gratis, e gli educatori che accompagneranno questi ragazzi a scuola. Finora non ci sono risposte certe da parte del comune, e devono arrivare, perché sono stati in ritardo per il trasferimento e adesso siamo in ritardo, siamo quasi a giugno, e a settembre devono iniziare la scuola a San Giacomo, quindi devono avere certezze questi genitori della scuola Spaccini Sauro, che finora non sono arrivate da parte del comune. Ecco, questa è la verità. Questa è la verità. La più bella certezza che c'è è che la scuola finalmente viene rifatta, no? Che ci fanno dei lavori che per anni non si facevano. Quindi io credo che tutti i genitori, tutte le parti politiche, gli insegnanti, di questo non devono essere contenti. Si potevano fare i lavori, rimandare come si è sempre fatto negli ultimi decenni di questa città, invece finalmente qualcuno ha deciso di prendere a carico tutti i lavori, non solo di quella scuola, ma abbiamo visto che ci sono fatti lavori in moltissimi istituti, quindi, e questa secondo me è la bella notizia, la buona notizia, che ogni genitore o anche ogni persona che oggi non ha figli deve essere contenta, perché sa che un domani l'istituto sarà in regola, antincendio, terremoti, tutto quello che servirà. Per il trasferimento c'è stato già l'impegno da parte anche dell'assessore, si farà il possibile, mi sembra che appunto è stato detto che ci sarà, però anche qua voglio dire, no? Mi ricordo i miei tempi, che noi quando andavamo a scuola, prendevamo lo zainetto, prendevamo l'autobus per chi abitava più lontano, cioè io a 10 anni, 11 anni abitavo a San Orligo, prendevo 2 autobus e andavo a scuola da solo, voglio dire. Quindi, e non ero io solo, c'erano tutto il gruppo di amici che frequentavano le stesse scuole, si faceva la comitiva e ci si spostavano. Ma hanno 3 anni e mezzo alla scuola di infanzia. Io sto facendo un discorso più generale adesso. Ma questo è specifico, non si può fare generale. Invece sì, io sto facendo un discorso più generale. Voglio dire, anche è chiaro che purtroppo in questo momento certi genitori non saranno più... si troveranno più in difficoltà, però voglio dire, non è che da Trieste vengono mandati a Monfalcone. Ma il comune deve garantire il servizio. Il comune garantisce il servizio di istruzione. Il comune garantisce il servizio di istruzione. Se dopo un genitore, questo è il mio punto di vista. Questo è un mio punto di vista, sto dicendo. L'assessore nostro si è già prodigata, ha già detto che ci sarà il trasferimento. Io, Gabriele Cimopal, mi aggiungo, se devo perdere 10 minuti in più, io, genitore, per accompagnare mio figlio a una scuola sicura, perdo 10 minuti in più, non vedo la tragedia, ormai è tutta una tragedia, qualsiasi cosa, ci perde 10 minuti d'auto? Mamma mia, che siano questi i problemi della vita. Pensiamo che la scuola viene messa in sicurezza, e a nome di una scuola sicura io sto anche 20 minuti di più in auto, mi sembra il minimo, no, questo? Ma nessuno dice il contrario sulla sicurezza. Cioè, la sicurezza viene messa per... Ma infatti se una persona perderà 10 minuti in più in auto, nessuno dice niente contro. Non è questa la tragedia, le tragedie sono altre, no? Le tragedie sono quando cade una finestra in testa all'alunno. Voi ve la prendete su quello, non è questo. Quelle sono tragedie. Ok, andiamo con la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego.
Buongiorno, sono in linea? Sì, prego signora. Ecco, visto che parlate di sanità, vi dico il mio problema. Allora, io ho 82 anni, sono sentite e aspetto 2 anni per un intervento all'ernia discale a Udine. Questo è quanto. Se avevo 4.000 euro me la facevano subito. Non riesco a camminare, dovrò prendere una sedia a rotelle. Questo è quello che volevo dire. E ringrazio la sanità della regione. Punto. Ah, ecco. Questo non è il discorso della sanità della regione, perché la signora può anche andare a operarsi in altre regioni d'Italia, quindi non è un discorso regionale, è proprio un discorso, infatti tanti anche dal sud Italia vengono in Friuli Venezia Giulia a farsi operare. Ovviamente non conoscendo il caso della signora io non posso dire, e non posso neanche dire che la sanità funziona, non è vero, la sanità ha tantissimi buchi, io per primo lo dico e lo dirò sempre, ma non è che domani l'assessore Riccardi, l'assessore della regione, tira fuori, scopre l'acqua calda e risolverà tutti i problemi. È uguale, c'era l'assessore prima che ha fatto anche lui cose buone e cose sbagliate. Purtroppo la sanità paga innanzitutto la mancanza di addetti. Poi quello che secondo me bisognerebbe fare, che lo ha fatto la Regione Veneto, che secondo me anche assolutamente in Friuli Venezia Giulia bisogna farlo, è aumentare gli orari di lavoro, nel senso non che da 8 ore uno lavora 15 ore, ma un macchinario deve lavorare 24 ore al giorno, perché se ce l'hai, se vuoi che questo macchinario renda, lo devi far funzionare. Noi vediamo che certe visite in ospedali specializzati in Veneto vai a farle anche alle 10 di sera, perché il macchinario lavora su più turni. Questo bisognerebbe cercare di fare anche in Friuli Venezia Giulia e su questo bisogna assolutamente dire la verità, insomma. Allora, ritorno alla questione esposta dalla signora che sta aspettando da 2 anni l'operazione e mi sembra di capire che questa operazione costerebbe 4.000 euro, quindi si fa riferimento forse al privato e quindi 2 anni ci sono, quindi questa persona ha 82 anni, quindi anche una certa età e quindi va considerato anche questo e che sta aspettando da 2 anni, quindi questo è un disservizio della sanità regionale amministrata da Federica. Quindi invece bisogna rafforzare la sanità, non che va così e quindi andrà sempre così, va rafforzata questo la sanità pubblica. È di servizio. Ma allora che state facendo di buono? Io purtroppo riesco a essere forse un po' più laico nel dire le cose, no? Io non dico è colpa della sanità amministrata da Federica, perché se vai in altre regioni italiane è la stessa identica cosa. Quelle poche regioni che sono ancora a guida centro-sinistra è la stessa identica cosa, tanto è vero che vengono, ma i dati quali sono? Che tanto è vero vengono in Friuli Venezia Giulia a farsi operare, ok? Quindi è un problema della sanità a livello nazionale questo. È un discorso, è un problema a livello nazionale. Bisogna trovare soluzioni? Sì, assolutamente, perché la signora che stia a casa per aspettare 2 anni per farsi operare è una cosa che non esiste, è una cosa da terzo mondo, è gravissimo, ma dopo sappiamo che ci sono certi parametri nella sanità pubblica che dicono, la signora ha 82 anni, c'è un ragazzo che ha 20 anni, operiamo prima quella che ha 20 anni. È bruttissimo. E lei la lasciamo morire, non ho capito. Ma questa è la cruda realtà. Dai, ma cosa stai dicendo? Ma no, io sto dicendo la verità, perché io sono abituato a dire la verità, io non parlo per spot elettorali. Ma che c'entra? Purtroppo la sanità pubblica funziona. Ho capito. Sto dicendo che la sanità pubblica fa acqua da tutte le parti, non è un discorso di Federica, è un discorso nazionale. Mancano persone, chi sbaglia non paga, ci sono persone che occupano i vari turni senza nemmeno lavorare, ci sono persone, come ha detto prima la signora, la telefonata di prima, che dice beh ma non sei sposai, non posso dire niente. Bisogna usare il cervello, bisogna usare l'umanità e bisogna far lavorare assolutamente la sanità pubblica, punto e basta. Come deve essere? Ma differente che c'è l'amministrazione, se c'è Federica o se c'è qualcuno di sinistra o se c'è un extraterrestre, è la stessa identica roba. Bisogna spostare i fondi e dare maggior fondi alla sanità
pubblica, rafforzarla, questo. C'è una telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Pronto? Pronto, buona giornata e buon weekend al conduttore e agli ospiti. Buongiorno. Buongiorno, volevo fare un brevissimo appunto per quanto ha detto prima la signora Pucci riguardo le unioni civili. L'unione civile non è un matrimonio, come ha detto la Pucci, no, ma è un'unione di natura economica e sentimentale, ma non patrimoniale, e non prevede né obblighi di fedeltà né obblighi di collaborazione, mai, ed è concepita secondo legge per le persone dello stesso sesso. Quindi si tratta di un'istituzione sostanzialmente e formalmente differente. Nel territorio italiano, voglio ricordare per chi ci ascolta, esistono solamente 3 tipologie di matrimonio. Quello religioso, che per lo Stato civile, che per lo Stato non vale assolutamente nulla e non ha alcun valore civile. Poi c'è quello concordatario statuito nel 1929 tra il governo fascista e lo Stato del Vaticano, che è tuttora utilizzato, e il matrimonio civile. Questi ultimi 2, quello concordatario e quello civile, costituiscono atto civile giuridico, diciamo, a tutti gli effetti, soprattutto quelli di tipo patrimoniale e di successione, che sono diversi da quelli economici. Altri matrimoni in Italia non esistono, quindi per correttezza e per rispetto delle proprietà di linguaggio inviterei l'ospite, ma tutti gli ospiti in genere, a non dare mai agli ascoltatori indicazioni che potrebbero essere fuorvianti e che potrebbero anche generare qualche volta confusione o interpretazioni difformi dalla realtà sociale. E con l'occasione vi auguro un buon weekend e buon lavoro. Ok, rispondiamo dopo la pubblicità, perché siamo in pubblicità. Sì, sì. La Chiesa. Allora, se vuole commentare, certo, insomma, qui è una questione prima semantica. Io ho detto 2 matrimoni, poi io mi sono corretta e ho precisato proprio unione civile e un matrimonio, per cui è chiaro. Allora, abbiamo parlato, sì, non c'entra molto con la sanità, o c'entra anche con la sanità, ma era proprio, c'è una telefonata, io lascio sempre spazio alle telefonate, se c'è tempo poi faccio la mia domanda. Buongiorno. Buongiorno, credo di essere io. Sì, sì. Allora, mi sembra che state parlando della sanità. Io vorrei sollevare un problema molto grosso, se anche io sono piccola. Fin quando che le case di cura private non saranno controllate, mai succederà un cambiamento nella sanità. Ci sono le case di cura che ricoverano per 2 settimane le persone, il massimo che vi è concesso, per fare delle visite inesistenti, cioè inutili, non inesistenti, delle visite, dei controlli che noi cittadini paghiamo a fior di quattrini, e sembra che queste cliniche private nessuno li controlla. Parlo per diretta esperienza. Quindi potrebbe essere un spunto, è logico che nulla cambierà per una semplice vecchia come sono io, che dalle idee, però io sto sollevando questo problema che è grosso per me, però immagino che nessuno mi darà udienza, però magari se qualcuno lo sente avrà qualche dubbio di controllare cosa fanno con 15 giorni di ricoverano le persone con i nostri soldi senza necessità. Grazie, vi auguro buona giornata, so che la mia telefonata sarà ridicola e inopportuna, però vi posso garantire che è così. Grazie, buongiorno. Poi dopo bisognerà anche spezzare una lancia anche a favore delle cliniche private, indipendentemente dal contesto del rapporto con la regione o meno, perché insomma se no. Allora, per quanto riguarda il controllo, no, io ricordo per questioni personali che c'è il controllo da parte diciamo, del pubblico verso il privato. Ecco, il controllo c'è, bisogna capire poi se è la stessa persona che controlla sempre negli anni o se c'è il cambiamento di chi controlla, ecco, quindi però c'è il controllo, questo sì.
Ma, purtroppo nella sanità pubblica, privata o nella sanità generale possiamo citare migliaia di esempi di persone. Io personalmente devo ringraziare la cardiologia di Trieste, mi ha salvato la vita. Altre persone hanno avuto problemi nel stesso mio reparto, quindi diciamo purtroppo è una cosa troppo privata. È chiaro che ognuno ha la propria storia, c'è chi ha avuto delle belle sorprese e chi invece ha avuto dei problemi, quindi insomma, su questo non si può generalizzare, sugli operatori e per stesso discorso può valere nelle scuole, negli uffici comunali, quindi insomma mi dispiace per la signora se ha dei problemi, altro non so cosa dire. Ecco. Abbiamo la prossima telefonata, credo sia una telefonata in linea se non mi sbaglio, non vorrei che fosse l'avviso di prima. Buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno dottor Borracci, buongiorno ai suoi ospiti, sono Nevio Santini. Buongiorno. Per quanto riguarda la sanità, devo dissentire con la dottoressa Pucci. Guardi, mia moglie ha avuto un problema rosso al seno, ha avuto un intervento chirurgico non veloce, super veloce, ha fatto tutta la prassi poi dopo, chemio, tutte queste cose qui, senza nessun problema. Volevo dire alla signora Pucci, ha ragione che bisogna rafforzare la sanità, bisognerebbe fare come ha fatto la sua compagna di partito, la signora Serracchiani, che ha chiuso ospedali. Difatti quando è andata in visita a Gemona ha dovuto fuggire perché altrimenti avrebbe fatto una brutta fine. Purtroppo questi sono i fatti. È inutile che adesso che al governo c'è la destra e la città viene governata da destra, trovate tutte le cose, bisogna fare questo, bisogna fare quello, bisogna fare quello. E voi cosa avete fatto di concreto? Mi spieghi signora. Buongiorno. Forse si dimentica che ormai sono 6 anni che c'è Fedriga, quindi allora per quanto riguarda l'operazione della moglie, si è trovato bene, che l'ha avuta subito, si sa che nel privato si hanno le cose subito e per cui non possiamo, ma noi non siamo contro il privato, solamente noi siamo per il rafforzamento del pubblico. Questo non è che siamo contro il privato, noi siamo per il rafforzamento dei fondi per il pubblico. Questa è diciamo, la linea del nostro partito. Ecco. E quindi il signore che vuole richiamare che i problemi sono di responsabilità, l'ho capito benissimo la linea del signore, alla fine la povera Serracchiani, adesso sono 6 anni che governa Fedriga e quindi si deve assumere lui le responsabilità della sanità attuale, punto. Mi dispiace per, come ha detto la consigliera, la povera Serracchiani. No, sempre, no, mi dispiace andate a fine, tra poco, tra 20 anni direte sempre è colpa di Serracchiani. Assumetevele, mi dovete assumere le vostre responsabilità. Le 7 balle dell'ex Fiera, adesso ve le ricordo. Dopo il signore deve sapere che appunto c'è Fedriga da 6 anni in regione, ma la stessa consigliera si dimentica che sono 10 anni al governo, erano 10 anni al governo. Il PD senza vincere una vera elezione popolare era per 10 anni al governo, quindi quando io dico che c'è un problema nazionale, il problema nazionale è il PD, questo è il problema nazionale, che quando non è più al governo si rende conto che aveva le soluzioni nel cassetto della scrivania. Peccato che non ha aperto prima quel cassetto dove ci sono tutte le soluzioni, magari c'era un manuale, soluzioni dalla A alla Z. La colpa è sempre degli altri. No, io sì, stai dando la colpa agli altri. Ma che difficoltà c'è? Magari mi spiego, veramente io chiedo scusa anche agli amici da casa, magari ho difficoltà di non farmi spiegare. Io stesso, in più volte, più frasi, ho detto che la sanità nazionale, regionale, va migliorata, deve essere migliorata, indifferentemente da chi è al governo. Certo, questo sì, concordo sempre. Io sono sempre dell'idea che nessuno è colpa di Fedriga. No, ma non è colpa di Fedriga, è colpa... E dall'altra parte chi c'era? E neanche di quell'altra, allora. Ma è sempre colpa di qualcuno, ma quel qualcuno... E questi 6 anni di amministrazione Fedriga. Qualcuno poi si dimentica delle proprie colpe. Amministrazione Fedriga. È facile smantellare qualcosa, è più difficile ricostruire. Io so che
per il PD, anni. io so che per il PD non conosce il significato della parola 6 ricostruire. anni. Ricostruire. Io per smontare Ma state smantellando i consultori. Non ho il manuale di istruzioni, io lo smonto ad occhio. Il manuale di istruzione serve nel montare il mobile, perché il ricostruire, il montare è più difficile che smembrare. Quello che è stato fatto prima, non solo in regione, ma a livello nazionale, è stato smembrare la sanità pubblica, è stato chiudere assolutamente a chi voleva fare, ai giovani che volevano entrare nel mondo della sanità, le porte, mettendo un numero chiuso. Da 6 anni dovete aprirle. No, allora dai, su questo allora vuol dire che non capisci niente, perché il numero lo decide la regione? Il numero delle persone che può frequentare gli studi di medicina li decide la regione? No, è un problema nazionale e su questo dobbiamo essere d'accordo, almeno su questo. Ma questo lo so benissimo, io l'ho fatto l'esame da medico, l'ho passato anche, visto che c'era, ero iscritta a medicina ad Ancona. Fino all'altro anno c'era una guida inappropriata, perché senza vincere le elezioni c'era il PD che governava da 10 anni. Sempre colpa di PD. No, ma io mi baso sui fatti. Chi c'era al governo per 10 anni senza aver vinto le elezioni? Ma smettetela voi di Fratelli d'Italia, adesso tra poco la colpa è dell'Europa, perché quando state al nazionale la colpa è dell'Europa. Ma infatti noi cambieremo anche l'Europa, è quello che stiamo facendo. Sì. E ieri c'è stato il saluto romano, lo volete cambiare così? Apologia, ma che apologia? Ma che apologia? Non avete altro. Fascismo, fascisti. Ma ieri c'è stato il saluto romano. Allora, voi avete il film, c'era il cartone animato, piovono polpette, il PD ha il cartone animato, piovono fascisti. Quando non sanno cosa dire, c'è il fascismo. A Trieste c'è il fascismo. Una manifestazione, ma cosa c'entra la manifestazione al Merigo Criz? Ma dai, parliamo di cose più intelligenti. È una questione molto seria. Serissima. Le persone non arrivano a fine mese perché ieri qualcuno ha fatto Ostuni si riserva. Allora, le persone non arrivano a fine mese, la sanità pubblica non arriva bene perché ieri hanno fatto il saluto romano. Ma chi se ne frega del saluto romano? Ma dai, parliamo di cose che agli amici di casa può servire. Ma che rigurgito? No, semplicemente non mi tocca. Non è una cosa che io ho vissuto. Noi siamo nel 2023. Io non ho vissuto. Noi siamo tutto un altro partito. Noi siamo una destra sociale che non hanno fatto il saluto romano. Ma uno aveva la mano sul cuore. La mano sul cuore durante l'ino c'è sempre. Però c'è lì. La mano sul cuore davanti l'ino anch'io la metto e ne sono fiero. Ma che inno che era presente? Ma dai, la mano sul cuore c'è sempre. Andiamo con la prossima. Andiamo con la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire per quanto riguarda ciò che ha detto la signora Pucci. Sì, signora Pucci. Allora, prima cosa, Federica è da 5 anni e non da 6. Già questo è una cosa che da definire, perché è appena stato votato. Sono 5 anni e 1 mese e mezzo? No. Seconda cosa, per quanto riguarda la sanità, il più onesto è stato Cosolini, che lui ha detto che da 20 anni che la sanità non va bene. Non è da adesso, da 6 anni, da 6 anni come dice la signora Pucci. Non ha detto così. Un'altra cosa, quel signore che ha telefonato poco tempo fa, che ha detto che sua moglie è stata operata al seno, che è andato tutto bene, che ha avuto subito l'operazione, e io non penso di aver sentito che ha fatto in privato. Quel signore ha fatto in pubblico, da quello che ho capito. La terza cosa che voglio dire, ho avuto una nipote che 2 anni fa, in piena pandemia, ha avuto un problema di un tumore, purtroppo non andato a buon fine perché era una cosa grossissima. L'hanno diritata, l'hanno fatta fare il TAC immediatamente, ricoverata al Burlo, operata dopo 10 giorni, fatte tutte le analisi, ha avuto subito tutte le prestazioni post-operatorie senza minimamente fare una telefonata per un appuntamento. Gli appuntamenti erano tutti presi, è andato tutto liscio, non ha avuto un problema di dire non mi curano, non ho avuto l'appuntamento, che sono venuti a casa quando purtroppo non poteva più muoversi dal letto e sono venuti a casa a fargli le medicazioni, a fargli le iniezioni che aveva bisogno, tutto in piena pandemia, sanità pubblica signora, e dobbiamo stare buoni perché se l'abbiamo ancora adesso non funziona tutto.
questo sono d'accordo, ma lei non si riempia la bocca di dire sempre sono 6 anni Federica, sono 6 anni Federica, è una cosa veramente che fa vomitare. Buongiorno. State tranquilli un po' con i termini, insomma. Vabbè, la signora... Non so se c'è commento. La signora, vabbè, che cosa ha detto? Che funziona quella sanità, certamente deve funzionare la parte dell'urgenza. Mi dispiace che ha perso una parente così, quella sicuramente deve funzionare. Il grande cabotaggio deve farlo, tutte le operazioni di grande cabotaggio devono essere fatte dalla sanità pubblica. Ecco, c'è una precisazione anche per quanto riguarda la telefonata di prima. La moglie del signore che aveva telefonato era stata seguita nel settore pubblico e quindi insomma telefonata. Buongiorno. Bene. Buongiorno a lei e ospiti, sono Gino. Prego. Volevo solo informare che rispetto ai 5 anni precedenti al 2020 c'è un'impennata di mortalità pazzesca in Italia e in tutto il mondo. Tutto questo non si trasforma in un impegno maggiore nella sanità, però i politici di questo e anche i giornali non ne parlano da nessuna parte. Grazie e buongiorno. Non ho capito. È vero, purtroppo c'è un'impennata di mortalità, di morti improvvise dopo il 2020. Non ho capito. Improvvise non lo sappiamo, ha detto mortalità. No, ma lo dico io perché ci sono dei dati. C'è una grossa impennata di mortalità e non solo di mortalità, c'è una grossa impennata anche di casi tumorali. Ok, questo qua, 2 possono essere le cause. C'è chi dice il post-Covid, c'è chi dice anche il post-vaccino, non sono medico, non posso giudicare. Quello che sicuramente da utente posso dire che purtroppo chi aveva qualche caso di tumori o quant'altro non è stato visitato subito. Questo è un altro discorso. E per questo purtroppo alla fine i nodi vengono al pettine. Quindi chi per vari motivi è stato trascurato purtroppo in diversi casi ha pagato con la vita. In alcuni casi, questo so perché me lo raccontano molto spesso anche i medici. È venuta meno la prevenzione, con tutta la parte della prevenzione e poi... Ma c'è stata anche la paura, per esempio, di andare e questo negli ospedali, per cui hanno ritardato le cure. Questo è quindi c'è stata questa impennata di mortalità, speriamo che sembra di capire si che, riabbassi. Soprattutto per quanto riguarda le questioni che hanno a che fare con l'oncologia, si sia ritornati per esempio a fare gli screening e queste cose qua, e quindi insomma questo. Però adesso ho capito cosa intendeva. Allora, vediamo se riesco a fare sta domanda che forse vi trova anche d'accordo, per dire la verità, nel senso che ha a che fare un po' con la sanità. Io l'altro giorno sono andato in farmacia e c'è una telefonata, io lascio... Casomai c'è la mani per messaggio. Sì. Pronto, buongiorno. Pronto? Vediamo ancora un tentativo. Pronto? No, allora non c'è. Allora, sono andato in farmacia e io non sono molto bravo, non sono come Gulotta che è tecnologico, ecco. Io sono ancora analogico, quindi insomma. Però per la prima volta non sono andato con le ricette stampate, ma con le ricette sul computer, eccetera, sul telefono, sul cellulare, eccetera. Do alla farmacia e dice: perfetto, va bene, io già ero contento perché una volta tanto riesco a fare una cosa, devo stamparle comunque. Ora io mi chiedo, questo è un paese in cui vengono, insomma, si parla di dematerializzazione, cioè contro la burocrazia, eccetera. Non si riesce ad uscire dalle carte, dai timbri, ripeto, non è un problema, è una stupida, se vogliamo, considerazione, però è impossibile che non si riesca a... La ricetta l'hai dovuto stampare tu o l'ha stampata la farmacia? No, l'hanno stampato la farmacia, però è sempre, adesso per l'amore di Dio, è sempre tempo, devono
togliere gli adesivi dovrebbero dalla confezione. digitalizzare tutto. Sì, dovrebbero digitalizzare tutto e il sistema che in qualche maniera deve diciamo innovarsi e quindi togliere pian pianino la carta. Ancora si va avanti verso due filoni, il filone cartaceo ancora e poi il mondo della digitalizzazione, ecco, quindi anche a livello di conservazione dell'attestazione, così, quindi a parte cartacea. Penso che anche nel suo lavoro poi avrà a che fare anche con altri tipi di burocrazia. Quanto che ne vuole. Purtroppo io sono sempre l'idea che la burocrazia nasconde la scusa per far spendere di più. Ecco, tante volte si potrebbe spendere meno. Io ad esempio faccio le fatture elettroniche, non capisco perché le fatture elettroniche mi deve anche poi stampare la fattura cartacea. Il doppio canale, ancora sono, vanno avanti i doppi canali, cartaceo. E quindi non capisco il senso, come il discorso del POS, uno va a fare il POS, deve arrivare, vai anche in supermercato, 32 km di scontrino perché hai preso un litro di latte. C'è qualcosa che non funziona, è chiaro che c'è qualcosa. Il discorso tuo specifico, secondo me, è proprio, non è nemmeno un problema, però era qualche cosa che ho notato. Forse siamo nel tempo ancora del passaggio, no? Però, da un mondo all'altro. Quindi noi stiamo proprio in mezzo. Semplicemente bisogna giustificare ancora la presenza di certi lavori, secondo me. Ecco, è brutto da dire, ma in altri paesi sono più veloci, sono più snelli perché certe cose non si fanno. Vediamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ecco, sono un pochettino raffreddata. L'ascolti, mi do tutte le amiche, 3-4 amiche, tutte col tumore al seno. Dopo ho fatto la vaccinazione, ho tutte le mie amiche, 4 amiche con il cancro nel seno. Perché sono poco raffreddata, scusi. Ho tutte 4 amiche malate col cancro del seno. 4 anni fa, prima del Covid, è morta una mia amica anche che non aveva mai niente, 66 anni. La mi ascolti, questo Covid mi ha portato solo che disgrazie, mi ho vaccinato 3 volte, mi non sono come prima. Adesso ho un po' anche fibrillazione del cuore, che i figli mi diceva che sono roccia. Dopo che ho fatto i vaccini, che lo giuro sulla Madonna, mi non sono più lì. È una cosa veramente che non la faccio più. Ecco questo perché mi soffro tanto per le mie amiche. Tutte e 3 cancro nel seno, una l'ha anche cancro nel pancreas. Mi non arrivo a capire in questi anni, 3 anni, tutti malati. Ho paura tanto di questa cosa lì. E dovevamo fare il vaccino, ieri mi obbligati. Adesso c'è qualcosa che mi prende in gola, probabile sarà raffreddore, non so cosa. Sì, ecco, grazie mille. No, non facciamo questo tipo di collegamenti. Quello che è certo che ci sono stati mail, messaggi da chi prima gestiva la pandemia, penso al ministro Speranza, che lasciano un po' perplessi sulla gestione della pandemia. Io mi sono vaccinato, ho dovuto vaccinarmi, non l'ho fatto a cuor leggero, ma sono stato obbligato per il tipo di lavoro che facevo, per non avere rotture di scatole e perché io su di me ho scelto il male minore. Sono contento e lo ribadisco e lo dirò sempre, che ai miei figli non ho fatto fare il vaccino, perché purtroppo ho sentito più casi che lasciano un po' perplessi. Ecco, quindi la signora ha delle amiche, noi siamo persone semplici, io personalmente non ho studiato medicina, quindi non posso sapere se c'è qualche correlazione o altra. Nel dubbio sono contento di non aver fatto i vaccini ai miei figli.
No, io sono stata felice di aver fatto il vaccino quando io ho avuto il Covid e ho sentito veramente qualcosa di diverso rispetto a un'influenza. Proprio io sentivo il vuoto qui all'interno dei bronchi, del polmone, e quindi ho detto, è proprio un altro tipo di influenza, chiamiamolo così, malattia, e ero contenta di essermi vaccinata. E certamente io quando sono andata a vaccinarmi, essendo una docente, quindi noi siamo stati i primi ad andare, perché altrimenti insomma non potevamo insegnare, eccetera, eccetera. E quindi io ero contenta quando stavo nel letto e stavo male, poi isolata e tutto, e che avevo 39 di febbre, di aver fatto il vaccino. Però nonostante tutto ti sei presa il Covid. Quindi il messaggio di quella volta era stato secondo me sbagliato, di dire no, io l'ho preso perché sai quando l'ho preso? Aspetta un attimo, non è che aspetta un attimo, perché non ho fatto in tempo, era non so se la seconda dose, troppo vicino, e quindi sono stata non ha fatto in tempo il vaccino a coprirmi. No, ho capito. Cioè, ho capito. E poi però ce l'avevo un po' di vaccino, ecco. E sì, l'ho preso, certamente, non è che esclude che sei vaccinata, Abbiamo però ancora una può telefonata, essere contagiata. Chiedo a chi è in linea di essere breve, così riusciamo a rispondere, perché poi c'è il cambio d'ospite. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, io aspetto sempre qualcuno che risponde. Prego. E che Porro? No. No. Pronto? Prego. Io aspetto che mi collega con la redazione, lo parlavo qualche minuto. Allora, grazie, perché insomma non è che possiamo gestire queste cose. Allora, diciamo che possiamo chiudere, sono con 2 minuti di anticipo, ma insomma penso che così forse riesce ad andare a bere un caffè prima di andare a celebrare l'unione civile e il matrimonio. L'unione civile e il matrimonio. Allora, alle 10:30 io approfitto per andare in palestra, perché si sa che lo sport è salute, quindi no, aiutiamo gli ospedali prevenendo le malattie. C'è una manifestazione alle 10 davanti alla galleria di Montebello da parte del Partito Democratico. Ecco, mi dispiace di non esserci perché devo andare a celebrare i matrimoni, per diciamo mettere all'attenzione il problema della galleria di Montebello e delle 7 anni di balle. Poi penso, qualcosa mi dice che ne parleremo di questo con l'assessore Rossi, che è il prossimo. Adesso c'è Rossi? Benissimo. Grazie allora alla consigliere del PD Rossana Pucci e a Gabriele Cinquepalmi, consigliere di Fratelli d'Italia, entrambi in comune. Grazie davvero, buon fine settimana e arrivederci. Arrivederci. Dopo la pubblicità sarà con noi Man of the Hour, come si dice, l'assessore Rossi. Allora, seconda parte per quanto riguarda gli ospiti di Trieste in diretta. Come annunciato è con noi l'assessore comunale alla cultura, turismo, sport ed eventi. È vero, ecco. Imbroccato. Ce l'ho fatta per una prima volta, tra l'altro, che le azzecco tutte quante. Buongiorno Giorgio Rossi, buongiorno. Grazie per essere con noi. Man of the hour, come dicono gli americani, nel senso che in queste ore si parla molto di questa mail, insomma. La mail dal sen fuggita. Buona. Allora, che cosa è successo? C'è anche il contenuto, insomma, molto è stato sottolineato del contenuto di questa mail. Ma allora, sul discorso delle mail possiamo anche spiegare, perché così tutti conoscono i risvolti. I rapporti tra gli amministratori, gli assessori, ma anche consiglieri, ma parliamo di amministratori prevalentemente, e i propri dirigenti, è un rapporto molto, molto stretto, no? Che spesso è legato a quelle che sono reciproche competenze, ma anche e soprattutto delle responsabilità.
oggi di qualsiasi cosa avvenga nel comune, il responsabile è certamente da ritenersi sia a livello politico che di immagine, ma in assoluto l'assessore. L'assessore oggi non può pensare, no, di scaricare colpe e responsabilità sui propri dipendenti o dirigenti, ma questo come in tutte le aziende, uno deve assumersi il titolare di un'impresa, eccetera, quelle che sono le proprie competenze. Io col mio direttore ho un ottimo, straordinario rapporto, il dottor Renzut lo conosco da 23 anni, da quando poi lavorava con altre competenze, ed è cresciuto fino ad arrivare ai vertici e essere il nostro direttore. E con lui dialogo di tutto. E c'è, parliamoci chiaro, anche una tale confidenza che spesso, va bene, ci scriviamo cose anche, parliamoci chiaro, un po' pesanti, va bene, tanto che scherziamo sempre che dovremmo raccogliere le nostre epistole e farne un libro alla fine, almeno del mio mandato. Sul discorso da cui tutto nasce, che è quello dell'appalto di Europromos, indubbiamente noi siamo sollecitati dai sindacati, sollecitati dai lavoratori, hanno fatto dello sciopero, eccetera, no? E ancorché avendo ereditato, diciamo, una situazione in cui è stato bandito un appalto 3 anni fa, che è un appalto perfettamente regolare, per quanto abbiamo visto, ha portato a un'offerta molto bassa dal punto di vista, diciamo così, economico da parte della Europromos, e questa offerta bassa ha avuto le conseguenze, ma come tutti gli appalti che, diciamo così, riducono quello che è l'importo a base d'asta, ha avuto un riflesso molto negativo. E quindi ormai più di un anno che i sindacati ci tallonano per tentare di capire come affrontiamo questa situazione, perché sono persone che hanno diciamo così, un compito molto delicato e rilevante nell'ambito di quella che è l'organizzazione dei nostri musei, in un momento molto anche felice di quello che sono anche i risultati che dei nostri musei ne traggono, anche attraverso il loro lavoro, perché fanno bene il lavoro, cioè si comportano bene, testimoniano una certa efficienza e efficacia, per cui io ho ritenuto che una amministrazione non può in qualche modo portare avanti un discorso in cui vengono pagati dei lavoratori a 3,70 euro all'ora netti, il che vuol dire che lavorano una quarantina di ore e portano a casa 750 euro, no? Sono pochi, sono una sopravvivenza. E quindi abbiamo ritenuto di intraprendere, triangolando con i sindacati e soprattutto con Europromos, un rapporto che in qualche modo avesse trovato delle soluzioni per poterli confortare di qualche euro in più, in attesa poi che si sviluppassero in futuro altre realtà. Le altre realtà potevano essere un altro appalto, una scadenza, eccetera, però oggi non possiamo pensare di portarli avanti, di trascinarli in queste condizioni. Da cui, dopo tutta una serie di valutazioni, io ho ritenuto che l'unico che potesse in qualche modo tirare fuori una soluzione era proprio il nostro direttore, non era neanche Europromos, perché Europromos aveva prospettato delle cose che non erano compatibili, che non si potevano portare avanti dal punto di vista formale, perché poi abbiamo le Corte dei Conti, abbiamo tutta una serie di altri lati esposti. Per cui il direttore si è messo a lavorare e via discorrendo. Però il tempo passa. Noi siamo sollecitati, ci sono stati una serie di incontri anche a livello istituzionale con i gruppi consigliari e i sindacati, eccetera, per cui io ho ritenuto di dover accelerare i tempi per dare una risposta, qualsiasi tipo di risposta fosse, anche negativa. A questo punto c'è stato, diciamo così, un sollecito, diciamo, un po' imperativo, un po' determinato da parte mia di dire che non possiamo portare avanti la cosa. E ho scritto questa mail a fronte di una che mi aveva scritto l'assessore. Ero
indubbiamente preoccupato, perché la Commissione Trasparenza intanto mi aveva convocato e ce l'ho la prossima settimana per far sì di non presentarmi in Commissione Trasparenza con la solita risposta: non ne siamo ancora venuti fuori. Ma in quel momento aprivo il giornale, che lo sfoglio ogni tanto, e mi è apparso l'articolo sulla fiera. L'articolo della fiera mi ha fatto un po' sobbalzare, perché sai, gestire lavori pubblici che impegnano soprattutto la mia collega Lodi e il nostro sindaco è impegnativo, io so cosa ha significato, e ci sono indubbiamente molti motivi per cui è inutile che andiamo a criticare la galleria, il tram di Opcine, eccetera, perché ci sono elementi che non dipendono dalla nostra volontà. Le imprese, gli appalti, le tempistiche, il rispetto di normative che sono indubbiamente nei nostri ultimi tempi travolgenti, e ancorché io ho fatto questo mestiere per tutta la vita, riconosco che non è semplice portarli avanti, e quindi sono tutte cose comprensibili. Poi parliamoci chiaro, ci sono state varie operazioni nell'ambito della nostra città in cui siti abbandonati, siti degradati, eccetera, hanno avuto da parte di persone, imprese che sono venute da fuori, non dall'estero ma da fuori, delle risposte in termini urbanistici e cose. Molte sono andate a buon fine. E le vedete in città, sono state recuperate varie realtà degradate, e non possiamo che essere soddisfatti che questi imprenditori che sono venuti da fuori si sono assunti la responsabilità. Poi si pensi agli investitori che stanno investendo negli alberghi, eccetera. Quindi di fronte a tutta una serie di risposte positive che abbiamo avuto, no, da terzi, quella dei signori della fiera no. Quelli signori della fiera sono 6-7 anni che stanno presentando all'amministrazione dei progetti che purtroppo non vanno avanti e indietro. Se tu vai, io conosco le persone che abitano nella zona della fiera e si sono lamentate. Perché? Perché hanno demolito in parte, rotto i vetri, eccetera, ci sono i drogati dentro, eccetera. E questi signori devono dare una risposta, quindi devono dare un'accelerata a queste operazioni. Non possiamo pensare ben vengano se in tempi utili danno risposte positive, come fatto da moltissimi altri loro colleghi. Allora, Sabini, un po' una tensione che avevo sulle questioni di Europromos, al fatto che ho aperto il giornale e mi ho detto questo, ho detto, cioè, non possiamo fare durare 7 anni il rapporto con Europromos, perché in questo caso non servirebbe. Però come tutte le cose, vedi, quello che ho percepito, che nel preciso momento in cui fai politica, ma puoi fare anche, è un errore aver premuto ben peggio se uno invece scrive la fidanzata, scrive un'altra amorosa, no? Lì si vengono fuori delle tragedie che non sono in qualche modo riconciliabili, no? Ma dico, in questo caso ho scritto, ma per l'amor di Dio, uno nella vita sbaglia, è un errore? Credo di no. Perché io ho scritto quello che penso, la gente mi conosce, sono diciamo un esponente istituzionale di vecchia data, per cui conoscono i miei moltissimi pregi, ma anche qualche difetto, dove uno dei pochi pregi che ho è quello comunque di lavorare per l'istituzione. Io sono un aziendalista e quindi tutto quello che si fa lo faccio per la città, per il mio paese, per il sindaco innanzitutto, no? E quindi su questo ci tengo che come rappresentanti istituzionali veramente seguiamo tutto a 360 gradi nell'interesse della città. Quindi per me il caso non è un caso chiuso, il caso questi due casi vanno affrontati ma con determinazione. Quello su Europromos dipende anche da me, dal dottor Lorenzut e soprattutto anche da Europromos stessa. Quello invece delle cose adesso è in mano al collega che io ritengo molto bravo, preparato ma soprattutto entusiasta, Michele Babuder, va bene, che ha detto appunto che aveva addirittura casualmente il giorno prima convocato l'azienda, quindi credo che anche nell'ambito dell'urbanistica erano coscienti che bisogna stringere i tempi. Allora facciamo così, Assessore, c'è una telefonata, sentiamo l'argomento della telefonata, poi andiamo in pubblicità e rispondiamo eventualmente alla telefonata dopo la pubblicità. Buongiorno.
seguendo. C'è una telefonata, prendiamo l'argomento della telefonata, poi andiamo in pubblicità e rispondiamo eventualmente alla domanda anche dopo la pubblicità. Buongiorno, Beh, allora andiamo direttamente in pubblicità perché penso che qui ci sia un problema di... Pronto? Abbassi il televisore e ascolti al telefono, perché altrimenti con sta storia niente, non ce la... Andiamo in pubblicità, poi riprendiamo. Allora, rientriamo con l'assessore Rossi. Il sindaco ne ha parlato dopo della mail, eccetera? Allora, sì, il sindaco io l'ho visto. Era di una calma olimpionica, abbiamo parlato di altre cose, eccetera. Vabbè, è bravo per questo, dai, lui è bravo, perché lo adoro, perché è bravo, perché sa le cose, poi tra me e lui c'è un rapporto di 23 anni, insomma, no? Ci conosciamo nei minimi dettagli, no? Lui mi conosce, il suo carattere, io conosco il suo e poi finisce là, però visto che ci siamo visti il giorno dopo, sembrava, eravamo in un prato, va bene, in cui fiorivano le viole. Lei è un po' però, diciamo, per certi aspetti, mi viene in mente questo termine, questo riferimento, lei è un po' il grillo parlante però anche della Giunta, no? Lei probabilmente anche per il rapporto che ha con il sindaco, lei si permette di... Allora, ho un rapporto col sindaco, sono certamente il più anziano della Giunta. Direi che mi posiziono in un contesto in cui non è che poi abbia gran cose da perdere, no? E poi arrivi a un certo punto anche che è giusto che dici le cose, non è che io voglio finire il mio mandato con l'orgoglio di aver interpretato, forse a mio modo e nella maniera giusta, il mio ruolo, no? Ma certamente ho fatto anch'io degli errori, potrei stare un po' più calmo, eccetera, però credo che alla fin fine si deve dare un segnale, soprattutto alla politica, che è meglio essere noi stessi con le proprie debolezze, che la gente apprezza, in quanto anche la gente intorno a noi è debole, no? In tutti i rapporti affettivi, di lavoro, di amicizia, che è meglio qualche volta essere se stessi, qualche incazzatura ci sta, qualche parola fuori luogo, non possiamo presentarci perfettini, perché non lo siamo. Le polemiche politiche di ieri le ha seguite? Ma poi non ho visto. Tra l'altro lei ieri ha una giornata, tra l'altro, zeppa di impegni, abbiamo cercato, siamo anche ma avevo detto che venendo stamattina avrei risposto certo. Questa mattina. No, le relazioni politiche sono state, a mio parere, molto comprensive da una parte e dall'altra. Allora dopo la Pucci dice sì, adesso questo discorso dei 7 anni di balle. 7 anni di balle sulla fiera non è che smentisco, ma non può smentire nessuno. E le 7 anni di balle, tutto il resto non sono 7 anni di balle, sono 7 anni parlo degli ultimi mandato e mezzo, sono 7 anni di duro lavoro in cui l'operazione Porto Vecchio, sentivo parlare discorso, sono discorsi ormai strasentiti, di spezzatini eccetera, quelle sono balle. Spezzatino un corno, cioè l'operazione Porto Vecchio non nasce 60 anni fa, nasce 5 anni fa, vi ricordate, arrivano i 50 milioni di euro, la sdemanializzazione, quindi quello che ha fatto il Comune di Trieste è un'azione importante, le infrastrutture del Porto Vecchio non c'erano, ma voi vi sembra semplice portarle tutte, stanno facendo la strada, abbiamo sistemato un'area che tra il centro congressi, il magazzino 26, il museo del mare, l'immaginario scientifico, lì c'era il deserto del Sahara, ma quanti anni fa? 3 anni fa, non solo 30 o 40, quindi come possiamo dire che il Comune non si muove? Poi parlano anche di cose che non stanno in cielo e in terra, gli insediamenti. Allora, tutti hanno discusso che non bisognava, forse tu non ti ricordi, 15 anni fa con le varianti di Porto Vecchio non si deve mettere neanche un'abitazione in Porto Vecchio, sì. No? Ma come pensano che il Porto Vecchio viva se non c'è la presenza
vitale di quello che potrebbe essere l'università, gli uffici della regione o altri uffici, un centro sanitario o un distretto, oppure alla fin fine un 10% di abitazioni così come previsto dal piano. Quello è un cuore pulsante che deve vivere un po', avendo poi eliminato la parte commerciale eccetera, evidentemente si dà un indirizzo che non deve essere eccessivamente legato al business. Il vero business però è fare lavorare le marine, fare lavorare la linea di costa, perché forse la gente non sa, ma diciamo dei 60 ettari, va bene, un quarto sono aree demaniali e quelle sono rimaste di proprietà dell'autorità portuale, che farà dal molo 0 al molo 4 eccetera tutta una serie di operazioni. Le operazioni più importanti riguardano far arrivare le navi da crociera, far arrivare i traghetti, fare nel bacino zero delle marine per mega yacht o quant'altro. Questo è vita. Chi andrà e soprattutto ha un'età per vivere a Trieste nei prossimi 30, 40, 50 anni, non dico che dovrà dire grazie a nessuno, però godrà di questa bellissima realtà e quindi andiamo avanti. Andiamo alla prossima telefonata, sperando che stavolta funzioni tutto quanto per bene. Buongiorno. Pronto? 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 Prego. Sì, mi sente Bosazzi? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Diego. Salve, ciao. Buongiorno Bosazzi, un buongiorno anche all'assessore Rossi, che io non conosco personalmente, ma a cui va la mia simpatia in un certo senso, perché gli riconosco sicuramente di avere un carattere molto diretto e molto schietto. Bene, almeno siamo in due, Diego, siamo in due almeno, dai. Mi fa piacere, ecco, anch'io ho un carattere simile, con i miei pregi e i miei difetti, ma qualche volta bisogna togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ecco, io mi permetterei all'assessore Rossi di dare un semplicissimo suggerimento, perché mi rendo conto che il discorso di euro e promos è una situazione piuttosto complicata, piuttosto delicata, perché ci cade dentro anche una questione politica, nel senso che è parzialmente coinvolto anche un assessore regionale dal nome Sergio Nidiobini, che in Europromos un ruolo lo ricopre. Quindi io mi permetterei semplicemente di dire che nel caso di Europromos si può trovare una soluzione ponte che traghetti poi il rinnovo dell'appalto alla scadenza, dando semplicemente un sostegno economico ai propri dipendenti con un qualcosa che è molto comune nei contratti e che non riguarda direttamente l'appalto, ma che riguarda semplicemente l'aspetto economico della busta paga. A questi dipendenti che svolgono un ruolo importante all'interno dei musei basterebbe semplicemente riconoscere quello che si chiama super minimo, una voce particolare che viene data in busta paga ad persona. Può esserci la voce super minimo, può esserci una voce una tantum, può esserci una voce che riguarda un premio di produzione di fine anno, per cui comunque in qualche maniera questi lavoratori devono essere aiutati. Ecco, ripeto, e in questo caso specifico c'è anche il coinvolgimento diretto di un politico che ricopre un importante ruolo istituzionale all'interno della regione. Detto questo, auguro una buona giornata sia ad Umberto che all'assessore, e io all'assessore suggerirei di pensare seriamente di proporsi a fine candidatura come possibile candidato per il ruolo di sindaco. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, saluti il suo figlio portiere. Il signor Diego è troppo buono, però il signor Diego conosce la materia, ha detto tutte cose molto precise e contestualizzate. Signor Diego, è quello che stiamo tentando di fare, nel senso che noi siamo consapevoli che l'appalto è stato fatto 3 anni fa in maniera molto corretta e non ci sono nulla da eccepire su questo, e che la strada è proprio quella che sta suggerendo lei, cioè un accordo tra le parti in cui con una
piccola spinta da parte del Comune che il direttore generale Lorenzut sta studiando e che però deve essere corretta e non può avere fianchi scoperti, e anche la consapevolezza da parte di Europromos che è giusto arrivare eventualmente anche a una data che poi quella del 2024 di rinnovo del contratto. È meglio trovare un accordo che fa un contratto nuovo, parliamoci chiaro, non è un mistero né un segreto di Fatima. Resta inteso però che Europromos e i suoi dirigenti, no, sono quelli che vengono a parlare, e da questa trattativa noi abbiamo sempre escluso quello che è il ruolo dell'assessore Bini. L'assessore Bini certamente non è che va, tra l'altro poi mi sembra che poi abbia, come spesso accade, lasciato che la sua azienda vada avanti da sola, non è che va lì la mattina a dire cosa devono fare, se abbassare o alzare il peso economico dei propri lavoratori, anche perché è un grandissimo manager che sta facendo tantissimo poi in regione, come assessore io lo conosco, al turismo, e quindi non andrei a mescolare le due cose. Noi stiamo trovando le soluzioni, purtroppo non si trovano in 5 minuti. Adesso anche questa mia mail, opportuna o inopportuna, va bene, darà una spinta, mi auguro, finale, perché qualcosa si concretizzi, e il primo ad essere felice sarò io. Per quale motivo? Perché evidentemente non posso pensare di avere in carico dei ragazzi, prevalentemente anche molto giovani, no? Che non possono vivere del loro lavoro, in quella che è una prospettiva straordinaria per la città, in cui se 20 anni fa, 15 anni fa si andava in musei, erano tutti precari, queste cooperative, eccetera, va bene, e oggi dobbiamo pensare che l'attività culturale unita alla turistica creerà dei posti di lavoro. E il posto di lavoro degno oggi quanto pesa economicamente? Allora parliamoci chiaro, non sono tutti professori, non sono tutti laureati, l'80% Umberto dei lavoratori, dall'impiegato alla cassiera nel supermercato al cameriere eccetera, porta a casa 1.200 euro, 1.100, 1.300, 1.400, ma non certamente 600, perché allora incentivi quello che è l'assistenza pubblica, il reddito di cittadinanza, che può avere anche dei risvolti di giustificazione in termini provvisori quando la parte economica è drammatica, quando c'è la pandemia. Non può avere giustificazioni quando invece l'economia, come mi auguro, viene rilanciata attraverso quello che è un impegno economico di tutti i cittadini italiani che lo stanno testimoniando, perché come tu sai c'è anche, ci sono maggiori posti di lavoro. Allora c'è, chiedo scusa, una telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, sono qua. Prego. Aspetto, risponderà dopo, posso dire adesso? No, Allora, lei parli pure adesso, dopo andiamo in pubblicità e poi rispondiamo. Sì, per far capire la complessità della situazione italiana in genere e le competenze, ho sentito con interesse l'intervento di Diego, però di fatto sul piano pratico, proprio per evitare che anche il buon Rossi faccia un'altra cazzo, mi sembra che sia al Comune impossibile fare l'intervento suggerito da Diego, perché di fatto i dipendenti Europromos sono dipendenti privati di un'azienda che ha vinto l'appalto. Perciò è difficile che il Comune possa intervenire direttamente nelle buste paga dei dipendenti di un'azienda privata, non sono dipendenti del Comune, perché altrimenti sarebbe stato già facile fare, no? E su questo mi astengo e comprendo le difficoltà di Rossi, anche dei gaffe umanamente possibile che ha commesso, o comunque l'errore così formale, nell'intenzione di fare, non nell'intenzione di nascondere o mistificare, ma nella voglia di fare si può anche sbagliare. Grazie. Andiamo allora, rispondiamo dopo la pubblicità. Certo. Cosa
Allora, precisiamo, Assessore, rispetto a questa telefonata. Le telefonate destano un certo interesse perché fate tutte persone che più o meno conoscono la materia. È vero quello che dice l'ultimo telespettatore, che il Comune non può aumentare la paga dei dipendenti Europromos, lo può fare solo l'azienda per un'azienda privata. Però non lo entro nei dettagli proprio perché la materia è non solo complicata, ma in questo momento anche un po' riservata, perché spetta al dottor Lorenzutte trovare un escamotage per far sì che il Comune possa in qualche modo intervenire in maniera indiretta. Il che vuol dire, non è diretta che aumento da 3,80 a 8,70. Quindi io sono comunque ancora un po' fiducioso che da una parte, con i mezzi che poi il Comune e gli strumenti normativi in vigore, e soprattutto però Europromos, abbia questa consapevolezza che la situazione non può restare in stallo ancora per un anno e poco più, ma nell'interesse generale vada in qualche modo ricondotta su una strada, un percorso che consenta ai lavoratori di essere, diciamo così, di avere una boccata di ossigeno in attesa di tempi migliori. Allora, chiudiamo questa pagina, parliamo un po' d'altro. Non facciamo vedere il servizio perché se no non potremmo commentare anche altro, però ieri c'è stata la presentazione dei dati relativi alla stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, una stagione che ha raggiunto dei primati non indifferenti sia in termini assoluti che in termini relativi. Ieri, proprio durante Sveglia Trieste, parlando con il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, abbiamo discusso anche di un dato che ormai è per certi aspetti imprescindibile e insomma quindi abbiamo anche la rappresentazione plastica, se vogliamo, cioè cultura, spettacoli, turismo. Ormai il trinomio in questo caso è fondamentale, verrà rafforzato, immagino, da Trieste Estate, quest'estate verrà presentato, presumo la prossima settimana, se non mi sbaglio. Mercoledì prossimo. C'è quindi, come posso dire, quello che fino a qualche anno fa era ancora, diciamo pure sperimentale, si va consolidando. È vero, Umberto, allora questo non nasce dal nulla, sono alcuni anni che stiamo lavorando. Io personalmente mi occupo di turismo solo da 3 anni e mezzo, prima, mentre la delega è più vecchia di 6 anni e mezzo, quella della cultura. Adesso ultimamente c'è anche quella degli eventi, quindi per quello che riguarda il Comune abbiamo razionalizzato una serie di deleghe. Poi però sono avvenute delle cose importanti. Allora, importante è che il Teatro Rossetti, attraverso il Presidente, attraverso il direttore artistico, attraverso tutti i suoi componenti, penso solo a Stefano Curdi, che lo conosco da quando aveva i calzoncini corti, che abbiamo finito con tante difficoltà il Teatro Rossetti nel 2001, va bene, e stiano lavorando in maniera straordinaria. Come lavorando? Beh, con compattezza, con programmazione, eccetera. Oggi il fiore all'occhiello, cioè questo di portare il Fantasma dell'Opera, è stata non una ciligiona su una torta che era già bandita. E quindi lì siamo sicuri, l'affezione ai teatri da parte dei cittadini che già c'era è esplosa, ed è esplosa soprattutto la presenza anche di, penso, una realtà che viene da fuori, dall'estero e quant'altro. Mi dice Curti che per quanto riguarda il Fantasma dell'Opera vengono dalla Cina, vengono dall'America. 60 paesi. 60 paesi. Allora, questo è frutto di un grande lavoro che ha fatto il Rossetti. Poi parliamoci chiaro, poi c'è una rinascita totale da alcuni mesi, ma che sta recuperando il terreno perduto del Verdi. C'è poco da dire. Oggi l'entrata in vigore del nuovo direttore, va bene, e Polo, l'amico Polo, Giuliano Polo, ha fatto sì che andassimo, per quello che riguarda anche l'area cultura, a ricucire i rapporti con il Teatro Verdi
e che vengono a esprimersi nell'ambito di questa prossima estate con dei programmi molto importanti in cui soprattutto facciamo lavorare le nostre risorse. È inutile che noi andiamo a chiamare orchestre di fuori quando abbiamo l'orchestra del Verdi e c'è il coro del Verdi, eccetera. Quindi abbiamo programmato, ad esempio col Verdi, e con l'amica Poletti, che è abbiamo finalmente fatto questo Festival dell'Operetta che dovrebbe riprendere i Fasti Massimini, in un contesto in cui assieme a questi abbiamo unito forze, programmi e disponibilità economiche. Le disponibilità economiche del Comune fortunatamente sono supportate dalla tassa di soggiorno, e con la tassa di soggiorno, con il nostro Presidente degli Albergatori e con Promoturismo FVG, abbiamo pensato di investire molto sulla cultura, sugli eventi, eccetera. Si pensi ai concerti che andremo a fare in Piazza dell'Unità con Zucchero, allo stadio con i Maneskin, di nuovo in Piazza Unità con Biagio Antonacci. Si pensi a quelli che sono stati altri eventi destagionalizzati, come dice l'amico Lanci, Presidente degli Albergatori. Abbiamo fatto ad esempio questo carnevale che può diventare in pro futuro un bel evento, magari anticipandolo, invece che in aprile, subito un paio di settimane dopo i carnevali tradizionali. Trieste Estate esploderà in questi suoi 240 eventi da tutte le parti. Abbiamo invaso le periferie, abbiamo coinvolto altre associazioni, quindi abbiamo messo in moto una macchina che ci soddisfa molto, perché finalmente si lavora in sinergia, e questo procurando anche lavoro agli artisti triestini, perché al Sartorio tutti i teatri andranno a lavorare, ci saranno delle rappresentazioni teatrali bellissime, lo stiamo ristrutturando il Giardino del Sartorio per accoglierlo, per accogliere 250 spettatori con il palco, e quindi queste cose, Umberto, non si inventano, però è un grande segnale in cui la città finalmente si sgancia da quelle che sono un po' delle forme un po' personalistiche. Tu pensi solo alle piccole associazioni in cui ognuno andava per conto suo, perché non c'era un coordinamento, non erano assistite, nessuno dava loro una lira. Allora tutte queste cose, se tu le cominci a ricucire, ti fanno nascere una città che ha nel suo DNA la cultura, che ha nel suo DNA le capacità di risorse, per cui io sono molto molto felice di essere partecipe di questo evento, di questa epopea nuova in cui la città si va inserendo, no? Per non parlare di tutti gli eventi che in questo momento ci vengono proposti. Vedi, 3-4 anni fa andavamo noi a cercare chi poteva venire qui a Trieste, investire, fare qualcosa. Adesso la gente viene da fuori. E ieri, e oggi ne vedrai quelle che sono le aspettative da parte mia, abbiamo presentato Golf in the City o in City Golf, va bene. Sono 72 golfisti importanti, famosi o meno, va bene, che verranno qui ad esibirsi nelle 18 buche che stanno allestendo da Piazza Unità, eccetera, e andranno ad invadere tutta la città. Ieri ha fatto una presentazione agli Specchi e oggi ci sarà l'incontro col sindaco di Bolzano fra un 3/4 d'ora, e quindi queste sono cose che vanno a dare prestigio alla città. Tu pensa che fra una decina di giorni, che il 27 di giugno c'è un evento straordinario in Piazza Unità. La Rolex, quindi la Rolex è quella degli orologi famosi, va bene, fa una manifestazione in accordo con l'Aris Bar e con l'Albergo dei Duchi, in cui invita 800, va bene, suoi aficionados, evidentemente sono afficionati, collezionisti, eccetera, e fa una manifestazione in Piazza Unità straordinaria. Allora noi riceviamo oggi queste offerte che danno un'indicazione per cui Trieste diventerà certamente una città importante in cui tutti parleranno di noi, con una qualità turistica che si attesta su quella che noi vogliamo, ovvero
evitando un turismo di massa e accogliendo invece questo tipo di turismo, che è un turismo di qualità, oltre che al cicloturismo, che è una cosa importante, al turismo a piedi, che noi abbiamo visto. Ieri ho visto tantissime biciclette e gente impolverata in Piazza dell'Unità. Evidentemente sono arrivate a piedi o per sentieri, eccetera. Questo è il turismo che noi vogliamo, perché tutti quelli che divengono, Kurt, che ha organizzato questo evento del golf, ieri ha fatto un'affermazione che mi fanno tutti: arriviamo a Trieste, stiamo stupiti, avete una città che non ce l'ha nessuno, perché io ho incontrato, tu sei un amante del cinema, David LaChapelle. L'ho incontrato, l'ho conosciuto personalmente, sono stato fiero di aver incontrato un personaggio di questo genere. È molto gentile anche, che è gentile, l'ho conosciuto, l'ho intervistato. Lui, che non era mai venuto a Trieste col suo staff, si è innamorato. Ma di cosa si è innamorato? Di questo clima di vivibilità, in cui evidentemente anche personaggi come lui che girano nel mondo, che sono stati a New York, a Miami e alla Hawaii o dappertutto, va bene, a Parigi, a Londra, va bene, hanno capito che questo è il modo di vivere. Noi non possiamo pensare di vivere né in un mondo torbido e complicato, né in un mondo affannato, e quindi anche i giovani che scelgono di restare qua a Trieste e di viverci, no? Hanno fatto la scelta giusta. E per ultimo, va bene, indubbiamente l'offerta che abbiamo fatto con le mostre, Banksy, LaChapelle, i Maccaioli, adesso abbiamo anche Miro, eccetera, è una scelta anche che è importante per quelli che amano l'arte. Poi su questo magari torniamo, c'è una telefonata. Prego. Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Nadia Bellina. Buongiorno. Buongiorno a lei, salve, buongiorno all'assessore Rossi. Intanto ho sentito parlare di un bellissimo programma per tutta Trieste di musica, canti, suoni, e volevo sapere se in programma c'è qualcosa anche per Opicina. Ci andrebbe bene soprattutto nella settimana dalle 9, 10 al 16 di luglio, che c'è Scoppio Opicina una sera d'estate, quindi sarebbe molto bello. Poi parlavamo anche di lavoro, e di lavoro vorrei ricordarvi una cosa che forse voi siete un po' più giovani e magari non la conoscete. A Trieste, il comune di Trieste dal 55 in poi, per tutte quelle persone che avevano una famiglia, non trovavano lavoro oppure avevano bisogno, giovani e così, esisteva la SELAT. La SELAT cosa faceva? Dunque le donne e i ragazzi magari andavano anche a pulire la processionaria, e gli uomini oppure le persone di mestiere che sapevano fare il muratore, come mio padre era muratore e fabbro meccanico, e gli davano dei lavori da fare proprio, o pittori, gli davano dei lavori da fare. Infatti mio padre ha fatto tanti lavori per il comune, per la SELAT, di muratura nelle chiese, muretti e cose varie. Penso che questo sarebbe una cosa molto utile, perché si darebbero dei soldini a persone che non lavorano e nello stesso tempo si farebbero dei lavori per la città di Trieste, che penso ha bisogno di tante cose. Bene, ok. Io vi saluto, vi ringrazio della vostra gentilezza, un saluto a voi e anche a tutti i telespettatori. Grazie. La prima domanda, Umberto, rispondiamo su Opicina. Presenteremo mercoledì appunto Trieste Estate. Trieste Estate ha un'offerta variegatissima, circa un'ottantina di eventi nei borghi, nelle cosiddette periferie, perché ormai insomma non è che abbiamo delle periferie a 30-50 km dalla città, e quindi certamente Opicina è compresa nel programma del comune, e quindi faremo mi pare 7-8 eventi. Adesso non so dire la signora le date esatte, però ricordiamoci una cosa: Opicina ha delle associazioni italiane, anche slovene eccetera, che sono straordinariamente attive sul territorio, e
e quindi se si somma a quello che stiamo facendo, faremo noi, a quello che faranno le associazioni, a Opicina avranno di che divertirsi, cantare, ascoltare e soprattutto prendere un po' d'aria fresca che lì non manca neanche d'estate. Per quanto riguarda il secondo aspetto, Arsela, tu eri giovane, non no, ma mi ricordo perché ma io me la ricordo c'era benissimo. una pubblicazione che raccontava di questi interventi. Era una specie, diciamo, di organizzazione post dopoguerra, iniziata penso col governo militare alleato, che impiegava i lavoratori, quelli che erano disoccupati eccetera. Fa conto che la sede ha fatto il giardino di via San Michele, sai quel giardino bello che va su verso San Giusto, e quindi su questo eravamo per una situazione eccezionale. Signora, adesso il problema del lavoro io credo che vada affrontato in quali termini? Beh, innanzitutto bisogna fare funzionare, direi un po' meglio, va bene, la formazione dei giovani. I giovani vanno formati, perché se vengono formati e lo fanno bene il lavoro, lo trovano, perché mi creda che ci sono molte offerte di lavoro. È logico che queste offerte di lavoro a qualcuno, ma secondo me non è che sono tutti, qualcuno storge il naso perché abituato magari a un'età di 16, 17, 18 anni, va bene, andare a fare un po' di movida, girare con la fidanzata di sabato, di domenica e di dormire qualche ora in più il giorno dopo. E nel preciso momento in cui va a cercare un lavoro perché ha un anno in più, 2 anni in più, questo non lo può fare, perché lunedì mattina si deve presentare, o addirittura l'offerta del lavoro è proprio il sabato, quella domenica, che invece di fare, diciamo, il festaiolo va a fare il cameriere o altro. Quindi bisogna avere un po' di pazienza, perché poi alla fin fine, no? E quando siamo un po' costretti a farlo, e credo che il senso di libertà, che è l'elemento fondamentale con cui uno si deve anche staccare dalla famiglia, o prima o dopo, a parte casi eccezionali, li spingerà a farlo, perché io parlo con molti ragazzi e sono andato ad abitare da solo, no? Allora magari piglia 800-900 euro, li spende tutti, ma cos'ha? Questa libertà, perché la sera magari può invitare gli amici, è indipendente. Quindi pian piano andiamo verso questo. Logico che poi ci sono dei lavori, cosiddetti lavori pesanti, cosiddetti lavori anche un po' infelici che uno si porta dietro, che non tutti sono disposti a farlo, ma che vediamo tanta gente farlo e con grandissima dignità. Chi oggi la mattina alle 5:30 spazza la città e noi la vediamo pulita quando andiamo a lavorare, deve ricordarsi di queste persone, perché non sono persone che noi magari ritenevamo una volta umili, sono lavoratori e in un meccanismo come il nostro tutti sono assolutamente indispensabili. Quindi questo è l'augurio che faccio ai nostri ragazzi, pian piano, di maturare la consapevolezza che il lavoro significa libertà e indipendenza dalla famiglia, che non è poco. Allora, volevo tornare, ci abbiamo verso la conclusione, volevo tornare un pochettino ai musei, no? alle mostre, eccetera. La formula, mi pare di capire, no? È quella delle mostre ospiti e anche poi, come è successo per esempio con la bellissima esposizione al Museo Revoltella del patrimonio delle statue sì. Interne, mostre interne. Sì, e di valorizzare. Allora, è vero, allora, hai colto nel segno. Noi abbiamo i nostri curatori, ogni museo ha un curatore o una curatrice e la curatrice o il curatore ha un budget per fare internamente delle esposizioni, delle mostre con il materiale o raccogliendo altri materiali, eccetera. No? Oggi abbiamo una bellissima mostra fatta dalla dottoressa Gregorat sulle statue da Canova, eccetera, al Museo Revoltella. Il dottor Bianchi, la dottoressa Collecchia fa delle bellissime mostre prevalentemente fotografiche, si pensa a quella di Borsati, è stata straordinaria al Museo Smith. Abbiamo poi in quel di via Cumano il Museo di Storia Naturale che
oltre a mostre fa tantissime conferenze che non sono cose di poco conto, frequentatissime da addetti ai lavori. Io ci sono stato, ogni tanto fanno sull'astronomia, cioè fanno, diciamo così, delle mostre sui massimi sistemi che sembrerebbero ostiche ai più, invece se vai lì ti affascinano perché cominci a comprendere un po' di cose, seppur in maniera anche semplificata. Facciamo mostre, la dottoressa Cosenzi fa mostre del Request, ne ha fatta una assieme sul periodo prima della guerra mondiale, su quelli che sono stati la famosa De Moghela. Sai chi era De Moghela? De Moghela era un reparto triestino, dalmato, eccetera, che è stato inserito nell'esercito austriaco e mandato sul fronte russo. E perché li chiamano De Moghela? Perché il tentativo era quello di scappare da là, perché non avevano e hanno fatto tanti una brutta fine. Ma tornando a noi, queste mostre sono mostre che per noi sono importanti e ciclicamente vengono esposte. A questo noi abbiamo, e il segreto è stato quello di aumentare anche il numero dei visitatori, soprattutto alle Voltella, aggiunto da 3-4 anni ormai queste grandi mostre. Come funzionano le grandi mostre? Tu dirai, ma come possiamo permetterci di fare Banksy, di fare la Chapelle, di fare i macchiaioli, di fare in contemporanea? Allora, qui evidentemente il modulo è cambiato, è un modulo nuovo che noi ci siamo inventati. Chi viene e ci propone, e prima abbiamo cercato noi le collaborazioni, eccetera. Oggi vengono a proporcele, va bene, perché si è instaurato un ottimo rapporto, viene, ci propone, si stabilisce un budget, c'è una compartecipazione da parte del comune all'avventura, all'impresa, evidentemente perché anche il comune ci mette un po' di suo, oltre che dare la disponibilità degli spazi. Questo non supera mai una certa cifra, 10, 15, 18% del budget, il resto lo deve mettere il promotore in quello che io chiamo rischio di impresa. Poi cosa fa? Sbiglietta, perché io non è cosa perché vado a mettere lì a sbigliettare, lui sbiglietta e incassa. Evidentemente alcune cose vanno bene, alcune cose potrebbero non andare bene. Bansky è andato benissimo, altre sono andate bene. Una, non la cito, non è andata tanto bene per il promotore. Ecco perché in quel momento uno mette centinaia di migliaia di euro, magari ci sono problemi, non fa i numeri sperati e via. Quindi questo è un sistema che stiamo in qualche modo collaudando e che finora ha dato delle ottime risposte perché i visitatori li abbiamo da gennaio a dicembre e questo è quello che noi abbiamo sempre desiderato. Dopo la mostra adesso so che... Vuoi sapere delle mostre 24-25? Se c'è qualche nome che lei... Perché poi so che poi queste cose qua non è... Allora noi avremo al Salone degli Incanti, finalmente, mi auguro di non deludere nessuno, Harry Potter. E questo è per i bambini devono divertirsi, vedremo quanti faremo. E dopo sicuramente abbiamo... per quanto riguarda il Museo Revoltella dovremo avere Ligabue, che abbiamo in qualche modo stiamo trattando, e soprattutto nel 2024 mi auguro Van Gogh. Quindi insomma siamo messi bene. Ecco, ma io direi di sì, cioè, scegliamo questi che sono degli artisti straordinari, anche perché come ti ho detto Umberto, abbiamo tempi di così in cui camminiamo verso un futuro che speriamo sia migliore. Non è che tutti possono viaggiare, andare al British Museum, al Louvre o indifferente dove, e quindi anche far vedere dei quadri, se non tutto importantissimo, ma importanti. Adesso vai a vedere Miro, è bellissima, va bene, dal vivo è significativo. Le faccio un'ultima domanda, abbiamo un minuto. Dove secondo lei bisogna ancora intervenire nel suo settore in maniera massiccia? Bravo, giustamente, complimenti, sei persona intelligente, perché poi in tutte le aziende c'è qualcosa da migliorare, nella comunicazione. Allora, noi abbiamo due tipi di comunicazione, una possiamo dirla territoriale e l'altra più espansiva. La comunicazione espansiva ce la fa Promoturismo FVG,
che ha una solidissima esperienza e quindi ti può, diciamo così, annunciare la mostra di Banksy a New York o in Cina. Va bene. La comunicazione invece territoriale, che non vuol dire Trieste, ma non so, il Triveneto, l'Austria, la Slovenia, eccetera, va bene, dobbiamo molto migliorare. Perché questo? Perché noi dobbiamo raccogliere non solo questo bacino dall'estero che è importante per il turismo, ma anche un bacino interno. È un fatto culturale, perché non posso pensare che i dati, perché io essendo un ex imprenditore mi affido ai dati. I dati che mi mandano sono che soprattutto queste mostre di pittura eccetera vengono viste il 65-70% da gente che viene da fuori e il 30% da Trieste. Ma sta scherzando? C'hai i Banksy, c'hai le Chapelle, c'hai i Macchiaioli, c'hai i coso e il 30% sono qui di Trieste, di Muggia, di Udine eccetera e non sono cose. Quindi su questo dobbiamo nettamente. Questo i miei dirigenti lo sanno, i miei dirigenti lavorando con me sono stati in qualche modo un po' traumatizzati, non solo dalle mie mail che mando per sbaglio, ma anche e soprattutto dal mio metodo di lavoro che è pressante, però sono molto felice, sono tutte quante anche ragazze, perché io lavoro prevalentemente con donne che danno l'anima e quindi io non posso che ringraziarle, però ho detto loro, come in tutte le aziende, cosa dobbiamo fare? Non possiamo andare in iperproduzione, quindi io ritengo che il 2023, per quanto mi riguarda, sia il tetto massimo di offerta che noi possiamo dare, il che significa che non possiamo mettere in moto meccanismi di produrre mattoni che poi ci resteranno nei magazzini, però il prodotto mattone va indubbiamente, va bene, pubblicizzato come lo fanno le grandi aziende. Grazie all'assessore Rossi per essere dell'invito, sempre piacevole. con noi. Sveglia Trieste torna lunedì. Ricordatevi che domani comunque c'è il telegiornale delle 13:20 e delle 19:30. A più tardi col telegiornale delle 13:20. Grazie, sempre interessante.